Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio nella seconda parte della nostra trasmissione. Dopo la rassegna stampa avremo Antonio Rodà, segretario della UILM, e poi Marco Pisani, consigliere regionale del PD Slovenska Skupnost. Se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo anche le nostre incursioni esterne, in esterna appunto, per vedere varie parti della città, del risveglio della città di Trieste, ma non solo. Qualche volta ci spostiamo anche nei paesi vicini, ma andiamo subito a vedere le previsioni del tempo con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Vediamo la situazione generale. Sulla regione proseguiranno condizioni instabili nelle ore pomeridiane, favorite dal riscaldamento diurno unito alla presenza di aria fresca in quota e aria umida negli strati medio-bassi. Per oggi al mattino prevalenza di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata ci sarà maggiore variabilità e saranno probabili rovesci e temporali sparsi su gran parte della regione, con maggiore probabilità tra le prealpi e la pianura. Localmente sarà possibile anche qualche temporale un po' più forte. Domani, la situazione per domani venerdì 9 giugno, al mattino bel tempo con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, un po' ovunque. Dal primo pomeriggio ci sarà maggiore variabilità, specie montagne sull'alta pianura, e saranno possibili ancora locali rovesci e temporali meno probabili ma comunque non esclusi anche lungo la costa. Venti di brezza in giornata. Questo è il quadro meteo per la giornata di domani. Allora andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Cominciamo la nostra rassegna stampa come facciamo sempre con la prima pagina del Piccolo, che ha proprio una bella foto. Qui in prima pagina vediamo la Trieste da Oscar, il regista premio Oscar Salvatore e l'attore Pierfrancesco Favino ieri a Trieste per presentare, in questi giorni in realtà sono a Trieste proprio per girare le scene dell'ultimo film del regista, che si intitola Napoli-New York, quindi andremo a vedere anche questo. Noi ieri li abbiamo intervistati con il nostro Umberto Bosazzi, rivedremo un piccolo estratto delle interviste che poi faranno parte appunto di un servizio più completo nelle edizioni di oggi del nostro telegiornale. Qui c'è anche l'allarme: attenti ai ladri, cartelli dei residenti in via Romagna, preoccupazione dopo una serie di colpi nella zona. Il questore dice area sotto la lente, rafforzati i controlli. Quindi i residenti praticamente hanno messo dei cartelli per dire attenti ai ladri dopo la serie di furti messi a segno negli ultimi mesi, che preoccupa appunto i residenti della zona di via Romagna, tanto che in questi giorni, leggiamo nell'articolo di Laura Tonero, al fine di prevenire altri colpi dei malviventi, qualcuno ha fisso cartelli nella parte alta della via, allertando così chi abita nei paraggi. I ladri hanno colpito di recente in questa via, gli abitanti sono avvisati, tieni gli occhi aperti se noti movimenti o persone sospette, recitano gli avvisi. Oltre ai furti andati a segno ci sono stati anche tentativi di effrazione. Vediamo qui altri approfondimenti. Il caso, ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio sul suicidio assistito richiesto da una triestina. Vorrei morire a casa mia, la battaglia legale contro Asugi. Qui vediamo nella foto l'avvocato Filomena Gallo, che ha letto la lettera della signora triestina, a cui è stato dato il nome di fantasia di Anna, che ieri è stata letta questa lettera appunto davanti al tribunale. Poi c'è l'intervista a Mina Welby: c'è una sentenza con forza di legge e va rispettata. Ancora vediamo per le culture la scuola nautica festeggia i 270 anni, e poi quando l'arte entra nel bunker, nella Klein Berlin. Vediamo altre notizie: sponde fondali del Farneto stanziati 2 milioni, e poi ancora URP Cattinara ed ExoPP aperture settimanali ridotte da 5 a 3 giornate. Ancora una notizia che farà sicuramente discutere, che riguarda la sanità della nostra città. Ancora uno sguardo alle notizie dall'Ucraina: diga distrutta la pista russa, temono la controffensiva. E poi ancora al Vaticano, paura per Papa Francesco, nuova operazione all'intestino. Andiamo a vedere altre prime pagine di quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Allora diamo uno sguardo e cominciamo con il Corriere della Sera, eccolo qui.
Allora, sui migranti l'Italia non va lasciata sola, l'intervista a Olaf Scholz, vediamo qui in prima pagina, aiuti di Stato, la legislazione europea sugli aiuti statali va resa più agile, gli investitori devono sapere subito quali aiuti aspettarsi e poi patto di stabilità, gli Stati devono agire e mostrare solidarietà anche in tempi di crisi, servono stabilità fiscale e un quadro comune e trasparente, quindi in questa intervista a tutto campo al cancelliere tedesco Olaf Scholz vengono affrontati vari temi che riguardano per lo più il rapporto con l'Europa. Operato il Papa, sta bene, il ricovero per una patologia intestinale, il chirurgo dice non ha altre malattie, intervento di 3 ore al Gemelli, poi Francesco scherza, a quando il prossimo gli auguri dei leader. Papa Francesco quindi è stato operato all'addome per 3 ore al Policlinico Gemelli e sta bene. Il calcio, lanci di oggetti dagli spalti, ferito Biraghi, Fiorentina sconfitta, scontri tra i tifosi. Beffa a Praga per la Fiorentina, la Viola perde la Conference League contro il West Ham per 2-1 con un gol alla fine, scontri tra tifosi prima della partita, Biraghi ferito da un oggetto durante il match, vediamo qui l'intervento proprio di soccorso al calciatore. Poi ancora le torture dei poliziotti, salta come una scimmia, Verona, le intercettazioni, è come una scimmia, e ancora lo steso con un pugno e l'altro con un calcio alla schiena, è tutta nelle intercettazioni l'inchiesta che ha portato a Verona all'arresto di 5 agenti, 22 indagati e si punta a svelare responsabilità anche superiori. Poi ancora il dramma a Roma, dimenticata nell'auto, muore a 11 mesi, bimba appunto trovata morta dentro un'auto a Roma, la piccola era stata lasciata sola, a dimenticarla sulla vettura il papà carabiniere che doveva portarla all'asilo, una notizia tragica, terribile. Democrazia e armi, la guerra e le nostre fragilità, e invece il commento di Angelo Panebianco. Vediamo la Repubblica molto rapidamente, Meloni rompa con Orban, intervista a Giuliano Amato, il presidente emerito della consulta alla Premier, abbandoni la politica suicida con l'Ungheria e abbracci l'antifascismo e l'Europa. Un errore togliere il controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR, sempre secondo Giuliano Amato, scontro nel governo Fratelli d'Italia e Lega sull'alluvione in Romagna. Verona, le violenze delle volanti duravano da anni, l'inchiesta si allarga. Anche qui operato Francesco, sta bene, ora convalescenza in ospedale. E poi la foto drammatica, una marea velenosa travolge il sud dell'Ucraina, catastrofe ambientale dopo la distruzione della diga sul Dniepr. Poi ancora vediamo, comincia la festa per pensare insieme il nostro futuro, da oggi a Bologna, insomma l'iniziativa della Repubblica delle Idee. Allora andiamo a vedere la Stampa, alluvione, lite Meloni-Salvini, tensione sulla nomina di Musumeci coordinatore, i sindaci dove sono i soldi promessi? Al vertice sulla Romagna, Palazzo Chigi fissa un tavolo settimanale con gli enti locali all'insaputa della Lega. Per il post alluvione Giorgia Meloni vuole procedere in splendida solitudine, scrive la Stampa, le decisioni verranno accentrate a Palazzo Chigi, tagliando fuori tutti, alleati e non, ministri e possibili commissari straordinari, con l'istituzione di un tavolo di consultazione permanente sotto la guida di Musumeci. In pratica la ricostruzione resta in mano alla Premier. Qui parliamo invece di un'altra alluvione causata, sommersi e dannati, c'è la foto anche qui molto particolare e significativa. Oltre 40.000 sfollati per il cedimento della diga di Kakhovka, aspettando il D-Day ucraino. 79 anni fa i paracadutisti alleati iniziarono a atterrare a ridosso delle spiagge della Normandia, il ricordo è ancora vivo nella memoria dell'America, un parallelo che viene fatto da più parti. Eternit, 392 vittime, ma solo 12 anni per Schmidheiny. Qui vediamo
apriamo appunto il processo per quanto riguarda i morti per appunto la sostanza, l'amianto contenuta in Eternit. Poi ancora vediamo sempre la Stampa, i femminicidi, violenza sulle donne, la stretta del governo. E poi ancora la pandemia, Covid, accuse archiviate per Conte e Speranza, una notizia che troveremo più avanti anche in altri quotidiani. Libero si concentra invece sui movimenti all'interno del Partito Democratico con un titolo sferzante: le comiche PD, circo permanente. A Roma i consiglieri Dem e il Movimento 5 Stelle litigano su chi può usare i bagni. Schlein cambia il vice capogruppo ma viene presa a pesci in faccia sia dal nuovo che dal vecchio. In TV Elli fa meno ascolti di Bersani. Nuove regole su multe e viabilità, il giro di vite di Salvini su monopattini e autovelox. Poi ancora il Giornale, le telefonate segrete che inguaiano D'Alema, armi alla Colombia, il nervosismo dell'ex premier nelle chat con i suoi soci, basta litigi, dietro l'affaire una cricca internazionale. Anche qui sul Giornale si dà conto dell'operazione a Papa Francesco, il Papa, la paura dell'anestesia, il voto fatto a Santa Teresa, Francesco operato all'intestino. Poi ancora Ucraina 29, le città sott'acqua, un disastro ecologico immane, e anche qui dimenticata dal papà, muore in auto a 11 mesi. Il Fatto Quotidiano, la pace scatena la guerra nel PD, su ODG di Movimento 5 Stelle anti-armi e Ciani vice capogruppo, esplosione, insomma questo è il titolo e l'argomentazione scelta proprio dal Fatto Quotidiano per l'apertura del giornale. Elli fra due fuochi, i Dem spappolati sul PNRR armato, Guerini e gli altri bellicisti contro il pacifista al posto di De Luca Junior. Questi movimenti che vengono evidenziati dal Fatto Quotidiano. Allora andiamo a vedere ora nelle pagine interne del Piccolo, torniamo appunto sui quotidiani di casa nostra, nel caso appunto della donna triestina che ha chiesto il suicidio assistito. Davanti al tribunale ieri è proprio messo in evidenza proprio nelle primissime pagine del quotidiano di oggi la richiesta, appunto la battaglia di Anna per poter dire basta tra le mura di casa sua. La donna malata di sclerosi multipla ha denunciato Asugi per il rifiuto e omissioni di atti d'ufficio. Da 6 mesi evita di attivare le procedure per il suicidio assistito, dice la donna, attraverso gli avvocati dell'associazione appunto che la difende, che porta avanti insomma le sue istanze. Ogni singolo minuto sono ferma, immobile in un tempo che non passa mai, una sofferenza che non ha confine. Il nostro Umberto Bosazzi ieri ha realizzato un servizio su questa delicata vicenda che ha avuto insomma una manifestazione ieri davanti al Tribunale di Trieste. Vediamo. La mattina mi sveglio e attendo che inizino le operazioni di assistenza e cura della mia persona. La giornata trascorre mentre io sono ferma, immobile, e la mia famiglia con le mie assistenti si prendono cura del mio corpo. Inizia così la lettera che Anna, nome di fantasia scelto per tutelarne la privacy, ha affidato all'avvocato Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, che il legale ha letto davanti al tribunale al termine della prima udienza a seguito di un ricorso d'urgenza per ordinare ad Asugi di verificare se esistono le condizioni per accedere all'aiuto medico alla morte. Mi è rimasto un filo di voce, non so fino a quando, sto perdendo la possibilità di parlare, riesco ancora a poter muovere un po' una mano e anche in questo caso non so fino a quando. La sofferenza che provo non ha confine. Affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva, Anna ha fatto richiesta di accedere al suicidio assistito nel novembre scorso a seguito della sentenza 242 del 2019, senza ottenere risposta. Diffide, solleciti e un'unica comunicazione che mi informa che in questa regione non possono procedere, attendono una legge. Anna sta pensando di recarsi in Svizzera, dove sarebbe più facile arrivare al passo estremo, ma una riflessione al momento la trattiene. Per me significa privarmi anche dei miei cari, della possibilità di guardare un'ultima volta tutto ciò che ora mi accoglie, mi tranquillizza.
Vorrei poter dire basta a casa mia. Chiedo al Presidente della Regione di intervenire per il rispetto del mio diritto di scelta, che è l'unica libertà che noi tutti abbiamo quando la vita ci colpisce con una malattia che è una strada senza ritorno. Torneremo sui temi locali più avanti, anche se in realtà questo è un tema che è davvero universale, e torniamo sul Corriere della Sera per un po' per vedere questa intervista al cancelliere tedesco. Non lasciamo Roma sola sugli arrivi dei rifugiati, la stabilità fiscale serve, questa è una sintesi delle sue parole in questa intervista. Il cancelliere Olaf Scholz, intervistato dal Corriere della Sera. Vediamo appunto che interviene ecco qui anche in tema di immigrazione. Ci sono divergenze tra Italia e Germania, gli chiede il giornalista, in particolare Roma è contraria alla recente proposta tedesca di creare degli hotspot ai confini esterni dell'Unione, cioè anche in Grecia e Italia, per la prima gestione degli arrivi. Cosa dirà alla Presidente del Consiglio Meloni su questo tema? Ci possono essere punti di convergenza e quali sono? Innanzitutto risponde Italia, Grecia e gli altri paesi mediterranei affrontano una sfida enorme, poiché il numero dei rifugiati che arrivano ai loro confini è in aumento. Non possiamo lasciare l'Italia e gli altri paesi da soli, ma dobbiamo adottare un approccio di solidarietà e responsabilità. La Germania da parte sua è particolarmente colpita dall'immigrazione secondaria. Lo scorso anno non solo più di 1 milione di donne e uomini provenienti dall'Ucraina sono fuggiti nella Repubblica Federale, ma anche 230.000 rifugiati provenienti da altri paesi sono venuti da noi, nonostante non abbiamo un confine esterno dell'Unione Europea. Pertanto abbiamo bisogno di una distribuzione solidale di responsabilità e competenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea, nonché del rispetto degli standard per chi richiede appunto la protezione o l'asilo. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere come va il traffico in città e quali sono le segnalazioni di oggi. Chi abbiamo al telefono? Buongiorno. Sono De Mola, buongiorno. Eccoci, ispettore capo. Sì, buongiorno, sono De Mola. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, per quanto riguarda la giornata odierna, al momento le cose sono tutte tranquille, non abbiamo segnalazioni di rilievo per il momento. Per quanto riguarda invece la mattinata, raccomandiamo, come già fatto nei scorsi giorni, a chi avesse la macchina parcheggiata sulla sede tranviaria nel tratto tra Piazza Overa e Piazzale Casali di spostarla quanto prima. Oggi e nei prossimi giorni saranno fatte le prove con il tram, quindi la Trieste Trasporti raccomanda di togliere le macchine, altrimenti saremo costretti a fare le rimozioni. Per quanto riguarda un'ulteriore segnalazione, in Mirti Querce c'è una zona di divieto dove ci sono i motorini parcheggiati, in quanto oggi la Cegas andrà a installare un nuovo palo dell'energia elettrica in zona, quindi raccomandiamo anche lì chi non avesse fatto caso ai divieti di provvedere quanto prima. Per il momento altre segnalazioni non ho da farvi. Benissimo, allora ribadisce insomma che ci saranno queste prove, no? Prove su strada, diciamo comunque su rotaia del tram di Opicina, quindi facciamo attenzione, chi avesse parcheggiato, lo ribadiamo ancora una volta, o comunque insomma facciamo particolare attenzione perché oggi sarà in movimento il tram. Grazie all'ispettore capo Monica De Mola, buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi, ci risentiremo all'ora di pranzo. Grazie anche a voi, buona giornata. Buona giornata, andiamo avanti con la rassegna stampa, andiamo a vedere le notizie drammatiche che arrivano dal vicino Friuli. Cade dal tetto della fabbrica, operaio muore a 43 anni, l'infortunio in un capannone alla Fantoni, ha perso la vita un dipendente che lavorava all'Ideal Service, l'uomo precipitato da 15 metri ha sfondato un lucernario finendo all'interno dello stabilimento. Questo è successo ieri, era uscito di casa all'alba per recarsi al posto di lavoro, un'occupazione che aveva desiderato così tanto da trasferirsi in Italia nel 2007. A casa Abdelatif Sabili, 43 anni, di origini marocchine ma residente a Osoppo, non tornerà più. Ha perso la vita nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 a seguito di un infortunio sul lavoro, l'ennesimo in regione che si è verificato in un impianto della Fantoni di Osoppo. Il 43enne, dipendente della cooperativa Ideal Service,
service che si occupa delle pulizie per conto della Fantoni stava operando sul tetto dell'impianto Plaxil 7 che produce pannelli truciolari, un'area che in questi giorni era interessata da un intervento di manutenzione. All'improvviso l'uomo è scivolato, ha frantumato un lucernario ed è precipitato da un'altezza di circa 15 metri sulla linea di produzione sottostante. Questo è il drammatico incidente di ieri in cui l'operaio ha perso la vita. Il presidente Paolo Fantoni dice le indagini dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e la profonda costernazione dell'azienda. Il pensiero va adesso ai parenti. Questa è la notizia. Allora andiamo ora a superare una parte di inserto del piccolo per invece vedere questo allarme che è stato lanciato dagli abitanti della zona di Via Romagna. Furti in zona, allarme in Via di Romagna, preoccupazione dopo una serie di colpi o tentate incursioni dei ladri. I residenti affiggono avvisi nella parte alta della strada. Ne vediamo qui uno proprio con la scritta ladri e poi insomma di fare attenzione, di segnalare movimenti sospetti eventuali. Qui vediamo il questore Petronzi e l'assessore De Blasio che intervengono anche su questi messaggi riportati appunto dagli abitanti di Via di Romagna. Una serie di furti messi a segno negli ultimi mesi preoccupa i residenti di Via di Romagna, quindi questo è il fenomeno, il cartello lasciato appunto in bella vista. Il questore Ostuni dice area sotto la lente, abbiamo rafforzato vigilanza e controlli. L'assessore De Blasio dice stretta collaborazione tra le forze dell'ordine anche in questi casi, quindi il questore ha confermato che come dall'inizio dell'anno in quella zona la sola polizia sia stata chiamata a intervenire per ben 3 furti, l'ultimo nel mese di maggio, quello con una refurtiva di maggior valore economico. Ostuni assicura che la zona è già tra quelle attenzionate, quindi oggetto di un rafforzamento dei controlli. La raccomandazione delle forze dell'ordine resta quella di segnalare ogni situazione sospetta o anomala, quindi in linea anche con quello che viene riportato nei cartelli. In tema di furti la polizia indica come possa capitare talora di osservare sui muri delle case nei pressi di cancelli o portoni strani segni, a volte tracciati da chi esegue un sopralluogo per segnalare ai complici le caratteristiche delle case da visitare. La questura spiega non esiste un codice unico per decifrare il significato di questi segni che vediamo spesso, no? Anche magari sui social, così alfabeti, diciamo decaloghi di questo tipo, quindi non esiste un codice unico, ma si ritiene che ogni gruppo di malviventi adotti un proprio codice. In ogni caso è bene segnalare tempestivamente queste circostanze, fotografare i segni e appena possibile cancellarli. L'assessore comunale alla sicurezza Maurizio De Blasio riferisce di essere al corrente di qualche problema inerente a dei furti nella zona di Via Romagna perché dice ho ricevuto una segnalazione in merito e assicura una stretta collaborazione tra le forze dell'ordine anche quando si verificano episodi simili. De Blasio spiega inoltre come in generale anche se la zona di Via di Romagna non è tra quelle che verranno coperte a breve, rimane in piedi il piano del Comune di ampliamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza cittadino, ma è ovvio che non sia comunque possibile mettere una telecamera in ogni angolo. La priorità viene data alle zone che registrano situazioni critiche, ma è anche vero, osserva l'assessore, che i tempi per i progetti non vanno sempre di pari passo con le esigenze espresse dai cittadini. Si torna anche sulla banda dei Rolex, ancora le indagini, le ricerche si spostano in Albania, caccia aperta al boss e al suo complice. L'ultimo episodio, lo ricorderete, era accaduto a Rupin Piccolo con lo sparo contro l'imprenditore triestino Galgaro. Ancora caccia aperta quindi agli ultimi 2 componenti della banda dei Rolex, il gruppo di criminali ritenuto responsabile di varie rapine avvenute a Trieste.
Trieste. Dopo i 3 arresti messi a segno dalla polizia nelle scorse settimane in seguito alle lunghe indagini della squadra mobile coordinata dal pubblico ministero Lucia Baldovin, mancano 2 componenti da catturare. Entrambi sono latitanti all'estero, è possibile che si nascondano in Albania. Qui vediamo anche un'altra notizia risalente a domenica ma diffusa solo nella giornata di ieri e di cui ci siamo occupati anche noi con un servizio. Accoltellato con 4 fendenti in via Giotto, salvo per miracolo. In 2 si sono scagliati sul 28enne, poco prima momenti di tensione nella sala bingo di via Giulia. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. 5 coltellate alla schiena, un vero e proprio agguato in stile regolamento di conti. La vittima è un 28enne di origine croata. L'episodio risale a domenica scorsa, ma la notizia è emersa solo oggi. Erano circa le 4 del mattino. Un cittadino di origine croata ma residente a Trieste si trovava davanti alla sala slot di via Giulia assieme alla fidanzata. Lì la coppia sarebbe stata avvicinata da 2 trentenni di origine kosovara, secondo la testimonianza lasciata alla polizia dalla ragazza della vittima. È iniziato un battibecco per motivi ancora ignoti, poi i 2 stranieri si sono allontanati. Tempo di fare pochi passi e la coppia, all'angolo tra via Rossetti e via Giulia, è stata nuovamente molestata dai 2 kosovari tornati alla carica, assieme anche a una ragazza bionda e forse anche ad altre persone. Uno dei kosovari ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a colpire alla schiena il 28enne croato. Poi gli aggressori sono fuggiti. La questura conferma l'episodio. Sul posto quella mattina si sono recate 2 volanti della Polizia di Stato insieme ai sanitari del 118 che hanno preso in carico il 28enne croato per portarlo all'ospedale di Cattinara. L'uomo è stato ricoverato e dimesso il giorno dopo. Le coltellate non hanno raggiunto organi vitali e le ferite sono risultate superficiali. Sull'aggressione di domenica scorsa indaga la squadra mobile che sta già analizzando le immagini di videosorveglianza della zona. Pare che uno degli aggressori sia già stato identificato, ma i responsabili dell'agguato risultano ancora a piede libero. Queste le notizie di cronaca appunto per quanto riguarda questo episodio particolare. Entra in forte stato d'agitazione all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco di via Dalviano e la polizia è costretta a utilizzare il taser per calmarlo e renderlo inoffensivo. È successo oggi in tarda mattinata. Un uomo che da quanto si è appreso sarebbe seguito dal centro di salute mentale della Maddalena si è introdotto negli spazi della caserma e ha iniziato a dare incandescenze tentando di aggredire il personale in servizio in quel momento. Su chiamata degli stessi Vigili del Fuoco sul posto sono giunti 4 equipaggi della squadra volante della questura più una gazzella dei carabinieri. Per calmare l'uomo in evidente stato d'agitazione psicomotoria, le forze dell'ordine assieme ai sanitari del 118 hanno iniziato una lunga trattativa durata quasi mezz'ora. Nonostante il tentativo, alla fine la polizia ha dovuto estrarre il taser e utilizzarlo per calmare l'uomo, che è stato poi sedato dal 118 e trasportato all'ospedale di Cattinara. È stato denunciato all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Questo è accaduto appunto all'interno della caserma dei pompieri di via Dalviano. Allora torniamo a leggere per qualche istante il giornale, poi dovremo andare in pubblicità. Vediamo che c'è stata la prima messa in sicurezza delle sponde dei fondali del Farneto, cantiere a cura della Regione che dispone di 2 piloni statali per intervenire sui torrenti che scendono verso il centro, a Prestola, Bettolina, alla foce del Chiave. Resta ancora chiuso Vicolo delle Rose, intanto dopo il maltempo, l'abbiamo visto anche nei collegamenti con la polizia locale, continua ad essere chiuso Vicolo delle Rose dopo la caduta di detriti e fango sulla sede stradale che ha costretto i tecnici del comune a chiudere nella mattina di martedì il tratto fra via dei Giagioli e via dei Molini. Smottamenti dovuti allo stress subito dall'arteria a seguito delle piogge scese copiose negli ultimi giorni. Continua a essere chiusa anche via del Pucino dove è stata ripristinata l'erogazione
distribuzione dell'acqua, ma per la riapertura della via sarà necessario attendere la fine della settimana, quando si completerà l'asfaltatura del tratto oggetto dell'intervento. Vediamo ancora il CDA di Esatto. All'Assemblea dei Soci la nomina del presidente, che è Giorgio De Sanctis, l'abbiamo già detto, quindi il CDA di Esatto, la società di riscossione e servizi del Comune di Trieste, ha demandato nel corso della riunione di ieri la nomina del nuovo presidente all'Assemblea dei Soci. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la rassegna stampa ai nostri servizi. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora riprendiamo la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere le notizie internazionali sul Corriere della Sera e in particolare dall'Ucraina. Migliaia di evacuati per la diga assaltata, esplode una condotta di ammoniaca, questa è la drammatica situazione. Mosca accusa Kiev, sabotati i tubi, il rischio di epidemie provocate dall'inondazione, quindi dallo squarcio nella diga di Nova Kakhovka escono 30.000 metri cubi al secondo. A questo ritmo basterebbero 5 ore per svuotare il lago Trasimeno sino all'ultima goccia, tanto per fare un esempio di casa nostra. L'immensa massa d'acqua ha spazzato case, pozzi neri, benzinai, depositi di fertilizzanti, animali. Ha trascinato via anche le mine che i due eserciti avevano nascosto lungo gli argini. Ogni tanto qualcuna sbatte contro un ostacolo ed esplode. L'enorme onda di fango tossico è arrivata nel Mar Nero, sta intossicando una delle terre più fertili al mondo e ora si depositerà sui fondali, rovinerà le spiagge bianche di Odessa. I mercati internazionali guardano e il prezzo del grano ha ricominciato a salire. 4.000 evacuazioni da parte ucraina, 12.000 da parte russa, ma si cercano ancora persone intrappolate dall'esondazione. Qui vediamo appunto anche una foto drammatica dei soccorsi. Una donna viene portata via dai soccorritori da un quartiere allagato da questa marea nera. Allora andiamo a vedere ancora sempre le notizie sul Corriere della Sera, sempre per quanto riguarda la guerra in Europa, la guerra in Ucraina. Oleg e i russi liberi che resistono nel gulag di Putin. Qui vediamo la storia appunto per quanto riguarda i dissidenti, cosiddetti dissidenti. E poi qui invece c'è una notizia che riguarda il discorso di Draghi al MIT negli Stati Uniti. È un'epoca di conflitti, saremo capaci di superare anche queste sfide, dice. A lui il premio Miriam Poser, l'inflazione è più resiliente del previsto. Andiamo a vedere ancora l'abbraccio di Mattarella a Macron, la libertà si realizza con gli altri. Al Louvre poi il pranzo privato, Meloni attesa all'Eliseo prima della pausa estiva. Questo accade in Francia, c'è stata la visita appunto del nostro presidente Mattarella. Non c'è una proposta di governo, serve un'agenda PD che ci dia un'anima, così Zingaretti, la gente vuole un progetto, non opinioni. Il processo per unire le opposizioni rimane. Movimento 5 Stelle, il piccolo è figlio di Sportiello e Ricciardi, qui vediamo allatta in aula, è la prima volta che succede, la prima parlamentare della storia repubblicana ad allattare nell'aula di Montecitorio la pentastellata Gilda Sportiello e da poco mamma del piccolo Federico. Vediamo qui in questa immagine tenera. Allora ancora le tracce nei file e il ruolo del video di D'Alema, le criticità in un dossier interno di Leonardo, navi aerei alla Colombia, nel mirino degli inquirenti il ruolo dei presunti corruttori in Italia. Poi ancora De Luca, il sostituto è un caso, no alle armi all'Ucraina e alta tensione tra i Dem. È una notizia riportata un po' da tutti i quotidiani con naturalmente ottiche diverse.
Il vice capogruppo Ciani, non mi iscrivo al PD, dice. Schlein, linea su Kiev chiara, il governatore campano contro la leader, volgari i radical chic senza chic, sempre tranchant il commento insomma di De Luca. Vediamo, stop a liti e guerre interne, invece cambiamo fronte, Berlusconi prepara il riassetto e punta al 10% alle europee, lui il capolista, il metodo per ogni incarico tolto ne darò un altro, questo è il metodo che annuncia, qui lo vediamo in compagnia della compagna Marta Fascina, deputata appunto azzurra. Allora torniamo sul piccolo per vedere altre notizie che ci riguardano da vicino, ne stiamo parlando molto in questi giorni del caso Liliana Resinovic, perché c'è stata l'udienza al GIP per la decisione se proseguire o meno con le indagini o archiviare il caso come suicidio. La decisione è attesa a giorni. Vi ricordo che questa sera a Ring ci sarà proprio una puntata speciale dedicata a questo argomento. E intanto ieri Claudio Sterpin, l'amante di Liliana, come lo stesso si è definito, è stato sentito in questura in merito a una querela che lui stesso ha fatto contro il marito invece di Liliana, Sebastiano Visintin, e fuori dalla questura, fuori dalla questura, incontrando i giornalisti, ha parlato anche, ha risposto anche su un particolare, sul particolare degli appartamenti, delle cantine per così dire, in cui era solito incontrare Liliana Resinovic. Allora risentiamo le sue parole e rivediamo il servizio. Noi anziché andare al bar a bere un caffè, ecco, ci nascondevamo, esatto, agli occhi indiscreti. Lei aveva le chiavi delle cantine anche? Noi avevamo le chiavi, punto, tutto là. La cantina è di proprietà di altre persone. La cantina è la soffitta come nido d'amore. L'amante amico di Liliana Resinovic, Claudio Sterpin, ha spiegato così la funzione di questi luoghi: un posto dove stare lontano da occhi indiscreti per stare insieme a Liliana. Era stato proprio il marito della 63enne di via Verrocchio a chiedere, tramite i microfoni di Tele4, che Sterpin chiarisse l'utilizzo di questi immobili. Che la questura chieda a Claudio per cosa li usava, così aveva detto Sebastiano. La cantina e la soffitta in questione rimangono nel mistero, visto che Sterpin è stato vago nell'indicare, quantomeno a noi giornalisti, l'esatta ubicazione di queste stanze. Io avevo anche le chiavi di una cantina ma questo succedeva nei primi mesi del 21, quando serviva, ecco, una chiave per avere accesso a una cantina e a una soffitta. A Trieste. Cantina e la soffitta, ce n'è una e una, ecco, assomigliano pari pari al pulmino Volkswagen o alla nostra sede, uguale, gemello, come intenzione della società in via Pondares. Ecco, quando ti trovavi, anziché andare al bar lì dove tutti ti vedono, andiamo piuttosto là che siamo solo noi due. Ma oggi era anche il giorno della convocazione in questura di Claudio Sterpin per una querela che lo stesso ex podista aveva fatto nei confronti di Sebastiano Visintin e del suo avvocato Paolo Bevilacqua. Abbiamo parlato della querela che io ho fatto e basta, ho ribadito quello che ho detto nella querela. Io ho fatto una querela ai carabinieri nei confronti di Sebastiano e il suo avvocato, che in una puntata di quarto grado mi hanno dato del matto, eccetera, appunto, tutto qua. Ecco, queste le parole appunto di Claudio Sterpin. Questa sera sentiremo anche quelle del marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, all'interno di un'intervista, insomma, per quanto riguarda questa puntata speciale dedicata proprio al caso Resinovic di Ring con Ferdinando Avarino. Allora, torniamo a leggere i giornali. Qui vediamo appunto sul piccolo: Trieste come New York nel nuovo film felliniano di Gabriele Salvatore. Felliniano perché lo spiega lo stesso regista, premio Oscar, perché appunto questo film è stato proprio scritto come idea da Fellini e dallo storico collaboratore, ma risentiamo una breve intervista sia al regista che all'attore Pierfrancesco Favino, un breve estratto dell'intervista che ieri ha realizzato il nostro Umberto Bosazzi. La conferenza stampa era ieri sera a ridosso anche
anche del telegiornale siamo riusciti appunto a farvi sentire una parte di queste interviste che faranno parte di un servizio più completo nella giornata di oggi, nelle edizioni di oggi del telegiornale. Sentiamo. Una cosa per me straordinaria, perché questa è una storia che è stata scritta da Federico Fellini e il suo collaboratore storico Tullio Pinelli, con cui hanno scritto Dolce Vita, 8 e mezza, eccetera, e l'idea di prendere una storia scritta da Federico Fellini e adattarla e metterla in scena è abbastanza emozionante ed è anche una bella sfida. È un film in costume, in realtà ambientato nel 1949 tra Napoli e New York, e quindi è anche una sfida anche da questo punto di vista qui. Voi direte che c'entra Trieste con Napoli e New York, ma, ma in realtà, ecco, a proposito di Fellini, lui girava tutto al Teatro 5 di Cinecittà. Trieste è diventato un po' il mio Teatro 5, perché ormai è credo il quinto o il sesto film che faccio da queste parti, perché è una città che ha 1000 volti e si riesce a farla sembrare tante cose diverse. Per cui, senza voler spoilerare nulla, però insomma c'è tanto cuore in questa storia ed è un film molto caldo, per cui anche molto popolare nel senso più bello del termine, per cui sono molto felice di farlo. Vado sul set con grande piacere la mattina. Io ho fatto qui La Sconosciuta e sono venuto spesso col teatro, per cui sono non proprio un habitué, ma ci sono già stato e mi sono trovato bene dalla prima volta e continuo a trovarmici bene. Queste le parole dei grandi attore e regista che sono impegnati appunto nelle riprese di questo nuovo film, Altri Chuck, nella nostra città. Allora, torniamo alle pagine del Piccolo per vedere che c'è anche un compleanno importante da Maria Teresa. Oggi compie 270 anni la scuola di astronomia e di navigazione. Stamani al Miela, in occasione della giornata mondiale degli oceani, le istituzioni scientifiche festeggeranno il prestigioso anniversario. Da quell'intuizione discendono oggi INAF, OGS, CNR, ISMAR Nautico e Sistema Bibliotecario Comunale, von Bruck, Panfila, Ellen, Ressel, Kosulic, Carolina, Saturnia, Vulcania, percorso ricco di leggende. Viene narrato tutto in questo articolo, i reperti d'epoca destinati al nuovo Museo del Mare e l'ipotesi di cui si parla. Allora, vediamo, ci spostiamo nei comuni vicini. Duino Aurisina al lavoro, la nuova commissione per le pari opportunità, la psicoterapeuta Bersenda ne è la presidente, e poi il percorso a tappe per bambini, Sentiero degli Ignomi al debutto a Banne, ci sono anche le iniziative sul lungomare di Muggia, il documento Dai giochi ai cani, Muggia, le regole per le spiagge. L'ordinanza firmata dal sindaco Polidori resterà in vigore fino al 16 settembre, vietata la musica fra le 13 e le 16, niente animali sul lungomare Venezia. E qui vediamo invece in una foto il Boa Beach nell'area acquario, in un'immagine di repertorio del Piccolo. L'Hotel Fantasma di Montedoro, AMG Group, finalmente al 9° tentativo d'asta la situazione si è sbloccata al prezzo di 901.000 euro. Il perché dell'operazione? Allora, infine fu il 9° esperimento d'asta a rivelarsi favorevolmente fatale. Il cosiddetto Hotel Fantasma Montedoro, una struttura che in origine avrebbe dovuto essere adibita ad albergaggio, sorta più o meno di fianco al Free Time, è andato finalmente venduto. Ci sono voluti 9 tentativi per piazzare questo scheletro di cemento e stavolta Matteo Montesano, professionista delegato alla vendita dell'immobile, ha portato a casa il risultato incassando 900.000 euro a fronte di un prezzo di partenza che era scivolato a 635.000 rispetto ai 6,3 milioni periziati nel 2019 al principio di questa vicenda. La gara ha visto contrapporsi 2 contendenti. A interrompere la serie negativa ha provveduto la MG Group, azienda multiservice che ha sede in via Traunik in zona industriale, con un articolato curriculum di attività rivolte alla clientela pubblica e privata, dalla manutenzione alla prevenzione, dal trasporto oil and gas all'impiantistica e refrigerazione a bordo delle navi. Quindi questa è la notizia che riguarda questo albergo mai portato a termine.
GHC si presenta alla città, fieri dell'acquisizione del sanatorio triestino, anche questo vedremo oggi in un servizio nei telegiornali. La di Maria Laura Garofalo dice: il nostro modello Patient Central, al centro c'è la persona e non solo la malattia. Poi ancora URP a Cattinara e all'ex OPP, aperture settimanali ridotte da 5 a 3 giornate, questa è la notizia. Le attività di front office di Asugi dal 12 giugno, sportelli operativi il lunedì, mercoledì e il venerdì, è uno degli effetti del taglio degli interinali. I sindacati dicono si limita così un servizio utile ai cittadini. La risposta del direttore generale Poggiana: dobbiamo riorganizzarci in modo da creare margini per nuove assunzioni, un po' le stesse parole che aveva detto ai nostri microfoni qualche giorno fa. Quindi gli sportelli Asugi dell'ufficio relazioni con il pubblico, il cosiddetto URP, dell'ospedale di Cattinara e di via Assai nel comprensorio di San Giovanni non saranno più aperti 5 giorni alla settimana, bensì solo 3. È il primo effetto tangibile per i cittadini del mancato rinnovo del contratto ai lavoratori interinali in forza fino al 31 maggio anche all'URP. Senza la forza lavoro garantita da quelle figure, ora risulta impossibile organizzare i turni su 5 giornate la settimana, quindi si taglia. Questi sono i primi tagli. Allora vediamo ancora, oggi ci saranno i funerali in via Costalunga, addio a Molea, per anni alla cultura in regione. Si è spento nei giorni scorsi Nicolò Molea dopo una grave malattia, era un nome molto conosciuto nell'ambito culturale con una lunga carriera in regione dove era stato anche dirigente del servizio attività culturali. Ci saranno i funerali questa mattina alle 10:50 nella chiesa del cimitero di Sant'Anna in via Costalunga. Poi ancora il programma di Sky sbarca in città, Trieste stasera in vetrina con 4 hotel. Poi ancora Libertà di Stampa e Francobolli mostra l'evoluzione nel tempo al Palazzo delle Poste di Piazza Vittorio Veneto fino al 1° luglio, l'evento aperto da una tavola rotonda sui nodi dell'informazione. E vediamo che ieri invece è stata presentata una iniziativa che racchiude incontri e una accademia, gli incontri promossi dall'alleanza fra il progetto regionale Leggiamo 018, il museo storico e la riserva del WWF di Miramare. Allora storia, natura, libri, così Miramare si scopre location speciale di letture per i più piccoli. Anche noi abbiamo intervistato ieri nel corso della conferenza stampa la responsabile del progetto e anche la direttrice del museo storico di Miramare. Non so se sarà possibile rivedere il servizio, ma c'è anche un'altra notizia che abbiamo dato nel telegiornale di ieri, è la installazione di luci e suoni, eccola qui nella pagina delle segnalazioni del Piccolo, installazione di luci e suoni per riflettere sul confine alla Klein Berlin, le vicende di un confine tormentato come quello orientale racchiuse in un bunker della Seconda Guerra Mondiale, raccontate attraverso suoni, silenzi, luci e ombre, e l'installazione è chiamata Soft Glass. Ci spiega il perché anche di questo curioso nome il nostro Bernardo Gulotta, che ha seguito la presentazione. È un concetto di confine del tutto inedito, raccontato attraverso suoni, silenzi, luci e ombre. Si chiama Soft Glass ed è l'installazione visitabile dall'8 all'11 giugno, ideata dalla filmmaker, regista teatrale Ana Shametai e l'artista friulana Giuditta Vendrame. Soft Glass, unione del termine friulano sotto con la parola slovena glass, voce, è stato ambientato nei 500 metri di tunnel della Klein Berlin, con un significato ben preciso, quello di richiamare le atmosfere e le caratteristiche di un luogo oscuro, come l'inconscio della storia collettiva delle comunità che hanno vissuto in questa regione di confine. Deve calarsi in una parte di se stesso molto aperta, molto in ascolto, che si guarda dentro ma guarda anche a uno spazio che è stato allestito nel punto del suo bello, del suo mistero e della sua ambiguità, quindi vogliamo che si trovi spaesato e che ritorni a ricomporre i pezzi dopo la fine della mostra.
Abbiamo utilizzato la musica, in particolar modo i canti popolari, guardandolo come un paesaggio, uno sconfinamento, quindi un intreccio di suoni e di culture che si mescolano proprio qui, anche grazie a questo labirinto, non solo linguistico ma anche spaziale. Il progetto si è sviluppato grazie all'incubatorico Corcia Revival, Alpe Adria Cinema, Trieste Film Festival, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e molti altri partner. Rinvangando un po' la storia dei canti delle tradizioni, sia in Friuli che a Trieste che in altre location, queste ragazze hanno portato questo aspetto di unitarietà a Venezia, e quindi non solo ci hanno fatto conoscere, quindi ci hanno fatto una grande azione anche di marketing di una città che sta crescendo, ma soprattutto stanno idealizzando quella che sarà Trieste del futuro. Questa è la bella realizzazione di cui vi abbiamo parlato nei nostri telegiornali. Torniamo ora a leggere i quotidiani nazionali, torniamo sul Corriere della Sera per i casi di cronaca più eclatanti di questi giorni, tra cui quello riguardante l'uccisione di Giulia, accoltellata alle spalle, le bugie e i depistaggi del killer. L'inchiesta: è stato un agguato, dal carrello al veleno, tutte le menzogne di Impagnatiello. Bugie, menzogne continue prima e dopo l'omicidio, anche quando confessa, anche quando ammette di aver ucciso Giulia e il bambino che sarebbe nato tra 2 mesi, anche quando ormai spalle al muro e per lui si aprono le porte del carcere con la prospettiva molto realistica di rimanerci a vita. Alessandro Impagnatiello non rinuncia a mentire spudoratamente. Nella sua confessione aveva detto di aver colpito Giulia Tramontano dopo che lei si era ferita con il coltello volontariamente, poi davanti al GIP aveva corretto il tiro spiegando che si era tagliata per errore, solo dopo lui l'aveva colpita al collo. Ora i rilievi dei carabinieri, le prime analisi sulle traiettorie delle macchie di sangue trovate sulle pareti portano a pensare che il suo sia stato praticamente un agguato. Avrebbe aggredito la compagna alle spalle, a freddo, in sala, con una coltellata alla gola che le ha impedito di urlare. Gli esami con il lumino l'hanno trovato sangue in vari punti della casa, ce n'erano su un carrellino portapacchi che potrebbe aver utilizzato per spostare il cadavere, carrello che ha comprato dopo l'omicidio, omettendo però di parlarne nei suoi interrogatori. Si tratta solo di ipotesi che dovranno trovare conferma dalle indagini, è chiaro che sono ipotesi, però insomma queste sono le indagini che vanno avanti, ma per i PM Letizia Manella e Alessia Menegazzo il comportamento del barman è l'ennesima conferma che è in grado di mentire ripetutamente, di cambiare più volte versione dei fatti. Questa è la vicenda tremenda. Poi vediamo ancora l'altra terribile notizia che abbiamo visto un po' in tutti i quotidiani: dimenticata in auto, muore a 11 mesi, Roma, il padre carabiniere doveva portarla all'asilo, la corsa disperata della mamma nel parcheggio. Poi ancora invece una scomparsa di una ragazza nel 2014, sparì nel 2014, murato in Spagna il corpo di Sibora Gagani, aveva 22 anni quando è scomparsa, confessa l'ex, anche in questo caso il suo fidanzato dell'epoca. Andiamo ancora avanti nella lettura dei giornali, c'è una novità per quanto riguarda il processo sulla gestione del Covid nelle prime battute dell'epidemia, della pandemia in Italia. Covid, archiviazione per Conte e Speranza. Il Tribunale dei Ministri sull'inchiesta di Bergamo. Sulla zona rossa non si poteva decidere in un giorno. Se esistono responsabilità penali nella gestione della primissima fase dell'emergenza Covid, quando il virus toglieva l'aria a Bergamo e alla Val Seriana, non sono da imputare all'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al suo Ministro della Salute Roberto Speranza, lo dice il Tribunale dei Ministri di Brescia in 29 pagine di ordinanza che sono una conferma del parere già espresso dalla stessa Procura a fine maggio. Anche un'altra vicenda molto discussa: tutti i bimbi sono tornati a casa, a Bibbiano era giusto indagare, Reggio Emilia, il procuratore dopo l'assoluzione
l'introduzione dello psicologo Foti. Parla appunto il procuratore: c'è un dato di fatto, tutti i fascicoli per abusi sessuali usati per affidare i minori sono stati archiviati, con l'inchiesta erano quindi stati acquisiti dati probatori corretti. Qui vediamo una delle tante manifestazioni con il cartello "Giù le mani dai bambini". Ancora il sadico godimento del giovane capobanda con il culto della box, le violenze e i furti del 24enne Alessandro Migliore. Si parla del caso terribile di Verona: sta saltando come una scimmia, IPM, torture, metodo condiviso. Verona, ora gli inquirenti puntano a svelare eventuali responsabilità ai livelli superiori. Che l'indagine sulle torture alla questura di Verona non sia circoscritta ai 5 ordini d'arresto eseguiti martedì mattina si intuisce dal numero degli altri poliziotti indagati già appartenenti al reparto volanti e rimossi a fini precauzionali nei mesi scorsi. Per ora sono 17, la maggioranza dei quali sotto inchiesta per omessa denuncia, sebbene la procura stia valutando anche ipotesi più gravi come il concorso in tortura, già contestata a un agente donna, e dunque, contando anche i 5 finiti ai domiciliari, sono almeno 6 gli inquisiti per questo reato. Quindi l'ispezione a gennaio erano state rilevate carenze organizzative e costate la testa ai vertici. Da qui è partita l'inchiesta che ha portato alla scoperta di questo modus operandi, possiamo chiamarlo così, di abuso di autorità. Insomma, si prefigurano anche reati più gravi. Allora, ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria. Fra poco saremo in compagnia del nostro primo ospite, parleremo anche delle questioni legate al mondo del lavoro insieme al sindacalista e segretario della UILM Antonio Rodà, che ci raggiungerà fra pochissimo in studio. Poi vi ricordo invece avremo ospite nella seconda parte il consigliere regionale del Partito Democratico Slovenska Skupnost Marko Pisani e fra pochissimo anche inizieremo i collegamenti con il nostro Marco Stabile in esterna. Fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno al segretario della UILM Antonio Rodà. Buongiorno, benvenuto. Grazie e bentrovati, buongiorno a voi. Grazie di essere qui. Allora oggi avremo anche i nostri collegamenti esterni con il nostro Marco Stabile, che insieme all'assessore Babuder farà un po' un giro di cantieri in città, quindi vedremo anche un po' di risveglio della città, ma anche dal punto di vista proprio delle opere e dei cantieri su strada. Allora noi invece oggi parliamo naturalmente dell'attualità, fra poco chiederemo anche conto della vicenda Wärtsilä naturalmente al segretario della UILM, ma anche di altre questioni. C'è questa notizia terribile che ci arriva dal Friuli, volevo un commento, no? Da sindacalista, da lavoratore, cade dal tetto della fabbrica, operaio muore a 43 anni, è successo alla Fantoni, ha perso la vita un dipendente che lavorava in una ditta che faceva appunto, si occupava delle pulizie, no? l'Ideal Service. Ahimè, diciamo che le morti sul lavoro sono all'ordine del giorno. La media diciamo, dei morti ogni anno sul lavoro nel nostro paese comunque è ancora drammatica e quindi noi da questo punto di vista lo ripetiamo da tanto tempo. Ecco, insomma, talvolta ci sono situazioni in cui sì, la fatalità può essere l'imprudenza, ma talvolta bisogna parlare proprio anche bisognerebbe parlare di omicidi sul lavoro, perché in certe situazioni si sono determinate condizioni che poi hanno visto mettere, ad esempio, non entro nel merito di questo caso della morte dell'operaio, ma anche in altre vicende in cui, come dire, sono stati alterati gli strumenti di controllo e di sicurezza di impianti per poter magari produrre più velocemente o diversamente, insomma. Quindi purtroppo il tema è grave, gravissimo. Noi, come ad esempio la nostra organizzazione,
sindacale, ma tutte le organizzazioni, noi siamo impegnati in una campagna che portiamo avanti, che ha un titolo importante, che è Zero morti sul lavoro. Tuttavia, come dire, è evidente che per raggiungere questo obiettivo servono strumenti che non ci sono. Il governo dovrebbe, come dire, investire in sicurezza. La sicurezza dovrebbe essere un tema che viene trattato anche nelle scuole, perché come dire, fa parte del patrimonio culturale che ogni studente dovrebbe avere proprio di attenzione a situazioni di pericolo. Se ci si confronta con i ragazzi più giovani si vede che non hanno più neanche quegli accorgimenti di base su situazioni, come dire, anche domestiche, quindi è un tema che manca. Poi ci sono situazioni sicuramente come i ritmi di lavoro, la ricerca del minor costo possibile, le logiche dell'appalto e del subappalto che talvolta spesso vanno ad insistere su situazioni. La presenza di tanti lavoratori stranieri non perché sono stranieri, ma perché a volte c'è anche un limite culturale di comprensione della lingua, delle cose semplici. Linguistica, una barriera. Ci sono tanti elementi che si sommano in varie situazioni. Ripeto, non vado nel caso specifico perché non ho letto né mi sono documentato su tutto, ma ci sono tante situazioni a volte molto diverse tra di loro, ma che hanno degli elementi comuni. Allora, noi intanto andiamo da Marco Stabile, che vedo pronto collegato insieme all'assessore Michele Babuder. Buongiorno a te Marco, dove vi trovate esattamente? Credo in Portovecchio. Buongiorno Laura, buongiorno agli amici telespettatori. Siamo nel futuro vialone che percorre in questo punto, in questo tratto, l'area retrostante al notissimo ormai magazzino 26. Lavori che procedono a spron battuto, che hanno riguardato i sottoservizi, che riguarderanno chiaramente la strada, la pista ciclabile, e dietro di noi alle nostre spalle ci sono anche i primi alberi piantati in questa porzione di Portovecchio. Con l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder per capire quello che si sta facendo e a che punto siamo. Buongiorno a tutti, oggi mi fa piacere illustrare con voi e con la vostra disponibilità quelli che sono dei lavori che sono in itinere, quindi che si stanno realizzando, concretizzando e che riguardano principalmente la bretella, quell'asse stradale che porta da Largo Città di Santos fino all'ingresso del Portovecchio retrostante al magazzino 26. È un intervento di circa 9 milioni di euro che prevede, come potete vedere, la realizzazione di ingenti lavori sui sottoservizi, sull'illuminazione, quindi anche in collaborazione con il gestore ovviamente delle reti idriche e dell'illuminazione, e che prevederà ovviamente la realizzazione di una pista ciclabile in strada, di un marciapiede e la realizzazione di un viale piantumato che sarà, diciamo, un secondo accesso all'area del Portovecchio, partendo questa volta non più da viale Miramare ovviamente, ma da quello che è il centro cittadino, quindi collegando direttamente questo nuovo rione che, per quanto di mia competenza, ho il piacere di far visionare in quelle che sono le opere viabilistiche. Ecco, Babuder, andiamo un attimo vicino agli alberi, dai, così li facciamo vedere, perché siccome molto spesso i cittadini sugli alberi ci sono problemi, proteste eccetera, non è piantata abbastanza. Ecco, qui gli alberi si iniziano piccolini a vedere, tra l'altro erano già stati piantati dalla parte del centro congressi. Sarà una zona, diciamo, vivibile dal punto di vista appunto della piantumazione, del passaggio delle piste ciclabili. Intanto vediamo anche una ruspa che arriva con delle porzioni che sono state tolte da terra e vengono poi immagazzinate qui in questi cumuli alle nostre spalle. Il mio dipartimento è il servizio ovviamente anche che si dedica al verde pubblico, è costantemente attento a quelle che sono le richieste soprattutto dei residenti, dei cittadini che naturalmente comprendono e vogliono valorizzato il nostro verde. Anche in quest'area ovviamente, che in precedenza era priva di alberature, sono stati piantumati i primi alberi, così come verranno piantumate, faccio un'anticipazione, ulteriori piante
importante sia nella prossima settimana sul lungomare di Barcola in sostituzione di arbusti che erano stati danneggiati o che erano comunque deperiti, sia nell'arco dell'anno entro l'autunno circa 200 piantumazioni, oltre 200 piantumazioni in tutto il centro e anche nella periferia, nella prima periferia cittadina, per cui questo che diventerà un piccolo nuovo viale, non il viale monumentale, anche in questa porzione vedrà ovviamente una riqualificazione del verde, anzi una riedizione del verde, perché in precedenza ovviamente essendo territorio demaniale portuale non era prevista, insomma. Ecco Babuder, ci presenta il direttore del cantiere, così io non faccio errori. Ho il piacere di presentare anche l'ingegnere Silvia Fonzari, in quest'opera il direttore dei lavori, e segue anche nel dipartimento ovviamente quelli che sono i lavori più importanti che riguardano la viabilità. A me fa piacere condividere e anche dare contezza alla cittadinanza di chi sta dietro alla politica, chi sta anche dietro ai progetti che la politica indirizza, ma che poi vengono anche progettati e realizzati da esperti di cui io ho il piacere di condividere, con i quali io ho il piacere di condividere le progettualità e certo anche della professionalità di ciascuno. Ingegnere Fonzari, facciamo una camminata da quella parte, perché mi diceva che facendo una 50 di metri in là, tu Marco vai libero come puoi, ci si rende conto in maniera più chiara di come sarà questo tratto di strada, di pista ciclabile e di marciapiede, perché sarà un percorso ad hoc ovviamente anche per i pedoni. Certo, finalmente siamo arrivati ad un punto dello stato d'avanzamento dei lavori che ci consente di vedere e anche non soltanto di immaginare come sarà la nuova bretella di collegamento. Si tratta di una strada che avrà 2 corsie di marcia, saremo su una strada a doppio senso di marcia per il momento, e in carreggiata avremo anche una pista ciclabile monodirezionale. In questo tratto si vede anche come sarà conformato il marciapiede, che avrà una larghezza variabile e abbastanza ampio, piuttosto ampio, anche per consentire una massima accessibilità delle aree per i pedoni, per tutti quelli che avranno voglia magari di venire a correre, così come facevano fino a quando abbiamo iniziato i lavori. Ingegnere, sei d'accordo? Andiamo sul teorico marciapiede, così lasciamo lavorare anche giustamente il camionista che dietro deve portare materiali, perché insomma non è diciamo un momento di stasi del cantiere, siamo in piena operatività. Sì, certo, siamo in piena operatività, i lavori stanno procedendo diciamo a buon passo. Qui siamo più avanti diciamo, con le lavorazioni che riguardano la parte viabile. Nella parte più spostata verso il largo Città di Santos stiamo ancora lavorando su tutta la parte dei sottoservizi a rete, e quindi non sono stati ancora realizzati i lavori per la realizzazione appunto dei marciapiedi e del sottofondo stradale. Io direi che possiamo fermarci, Marco, se poi vuoi andare libero. Non ci sono solo i camion che qui caricano materiale, ma ci sono anche le ruspe lì in fondo che proseguono per gli ulteriori lavori che vengono fatti nelle altre porzioni del Porto Vecchio, no? Questo è un altro asse. Sì, posso dire che questo è un cantiere di notevoli dimensioni, soprattutto per estensione, è anche un cantiere che onestamente a noi tecnici dà grande soddisfazione, perché non ne abbiamo tanti in città, e quindi è una grande esperienza professionale che possiamo fare e che il Comune comunque ci offre. Le imprese sono delle imprese che stanno lavorando con grande impegno, e quindi noi siamo fiduciosi che questi lavori si concluderanno entro l'anno sicuramente. Bene, quindi insomma è anche una dimostrazione, scusi se passo davanti Babuder, che il Porto Vecchio si sta trasformando in un momento in cui chiaramente è occultato alla vista dei cittadini questo tratto, ma come dicevamo prima con l'ingegnere, la parte forse più importante del lavoro è sotto i nostri piedi, quei famosi sottoservizi che permetteranno poi di attivare tutta una serie di attività in loco. Ma era il primo passo necessario per far fruire alla cittadinanza di quest'area di 66 ettari che ovviamente, come ho anticipato prima e come è noto, sta cambiando, sta trasformando il volto della nostra città, sulla quale sono impegnati, mi fa piacere dirlo, anche altri assessorati. Ovviamente si tratta delle grandi opere, si tratta di quello che è
del patrimonio immobiliare, di quello che è il cambiamento che la nostra città vivrà. In questo momento, a me piace dire, non sogniamo più la città del futuro, ma stiamo vivendo un cambiamento epocale che avrà ovviamente delle ripercussioni assolutamente piacevoli per la gestione di questa nuova area, ma che ovviamente dovrà essere inserito in un contesto cittadino di cui tenere conto. Quando parliamo della viabilità cittadina, dell'afflusso dei turisti, delle infrastrutture che l'amministrazione sta seguendo e è in procinto di progettare o di realizzare, parliamo ovviamente anche di quelle che saranno ripercussioni di cui si deve tenere conto. Mi piace dire che non sogniamo più la città del futuro, ma come potete vedere la possiamo vivere questo cambiamento, abbiamo anche il piacere e la fortuna di poterlo constatare de visu. Io ho risposto anche l'altra settimana ad alcuni consiglieri che mi chiedevano di aprire questa bretella. Ecco, mi pare evidente che i lavori siano in fieri e soprattutto si stanno facendo secondo quelle che sono le tempistiche programmate. Non è una bretella chiusa senza lavoro, anzi è una viabilità che sta assumendo dei notevoli cambiamenti e che basta alzare il nostro sguardo e vedere da qui quello che è il centro cittadino, lo slargo della Capitaneria di Porto, il Palazzo delle Generali, insomma dal vialone centrale riusciamo a vedere e a sbirciare Piazza Unità. Credo che questa sia la visione più bella che possiamo offrire con il lavoro e la città che sta cambiando, insomma. Laura, ti restituisco la linea, tra poco ci ritroviamo con un altro momento dei nostri sopralluoghi a Sveglia Trieste con l'assessore Babuder. Benissimo, grazie a te e ai tuoi ospiti. Noi commentiamo qui questi lavori di questa importantissima parte della città, no? Che stanno andando avanti, l'abbiamo visto poi nelle immagini della nostra troupe. Ci si aspetta molto anche, no? Da questa parte dello sviluppo della città di Trieste. Sicuramente sì, l'area è un'area importantissima che pian piano si sta restituendo alla città, che era chiusa troppo tempo. Io quello che auspicherei, insomma, che rispetto ai lavori, quindi l'occupazione che crea in questo momento nel far eseguire i lavori, quindi insomma c'è un mondo di persone che ci lavora e che poi creino un valore aggiunto successivamente, che quindi possano creare anche ricchezza e economia nel diventare un'area accessibile ai cittadini che si possano installare dei servizi o comunque elementi che creino ricchezza, insomma, che creino anche posti di lavoro. Posti di lavoro. Questo è importante, questo, no? Quindi restituirla a tutto tondo alla città, sia in termini di fruibilità e quindi di vivibilità, ma anche in termini, di fonte di reddito, perché no? Infatti, perché no? Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è lì? Buongiorno, sono Luisa. Buongiorno Luisa. Ecco, questa mattina vorrebbe telefonare. L'ascolti? Prego. Allora, so che c'è tanti morti nel lavoro, veramente, perché mi ricordo mio marito che lavorava in cartiera, che c'è 28 anni che è morto, poverino, gli era in pensione, come che si può, va bene. E mi ricordo che mi diceva che un operaio si andava a finire dentro nella vasca dove c'è la carta patinata. Mi ricordo questo, sono restata scioccata. Allora adesso vi dico di questo. L'altro anno sono andata a Muggia al CUP e ciaccolando con le donette là davanti che doveva avere un'informazione, stava facendo un cappotto, quel palazzo Taccà proprio vicino, stava facendo sto cappotto tutto bello e erano due ragazzi giovani. Lavora tutto un colpo, uno che si è cascato un stagnacco di ferro in alto del quinto piano, un stagnacco di ferro e lo veramente si è salvato il ragazzo sotto per 1 millimetro, l'ha fatto un tiro, abbiamo una paura tutti quanti, sono andata là, vi ho detto allora ragazzi cosa è successo, il casco dove avete? Dove ti potevi essere morto, vi dico quanti anni piegato? 24 mi pare. E ha capito che bisogna mettere il casco, mi sono una nonna e vedo tutto, l'ho capito, avevo capito, è pericoloso, è facilissimo la gara a gioco, ti deve salvare per un miracolo che io ho detto.
E niente, dopo li ho salutato, io ho detto di dove te sono? Sono del Meridione. Ah, che dico, fa niente, di dove che ti sono, però mettete sto benedetto casco in testa, perché è pericoloso, perché mi vedo anche qua che fai capotti, no, sotto a casa mia, veramente, devo dire la verità, è grave quella roba in testa col caldo, tutti senza casco in sé. Tutti, voi canocciali, perché mi vedo il mare, mi lo godo a 20-30 anni il canocciale, vedo, tutti senza casco. Mi fa caldo, però il casco ti salva la vita. Ecco, questo volevo dirvi. Grazie mille. Grazie Luisa, ci fa piacere insomma accogliere questo invito alla sicurezza, no? A prenderci cura della nostra sicurezza quando lavoriamo. No? Sì, che i cittadini siano attenti e segnalino è sicuramente una gran cosa. La signora richiamava l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, i cosiddetti DPI come si chiamano in gergo, no? Talvolta non vengono utilizzati perché sono ritenuti, come dire, un elemento di fastidio, di difficoltà al lavoro, ma molto spesso non vengono forniti. Quindi, come dire, il problema è insomma, è grande, è ampio. Quando leggo il titolo di un lavoratore che cade dal tetto di una fabbrica, prima di tutto c'è da chiedersi se quel lavoratore era imbragato sul tetto di una fabbrica, perché quando si va a fare delle operazioni, come dire, ci devono essere delle disposizioni di sicurezza. Prima di tutto sono le imbragature che proprio consentono di salvare la vita nel caso uno dovesse scivolare o perdere o avere, come dire, un malore e quant'altro. Quindi ci sono tanti elementi che vanno verificati, ma molto spesso e volentieri viene fuori che purtroppo gli elementi di sicurezza o erano esclusi o non sono stati forniti, come dire, in maniera, o non si è fatta, come dire, informazione sul corretto utilizzo. Quindi il mondo della sicurezza è molto ampio, non ci sono gli strumenti, ripeto, anche quando si parla di cantieri che la signora ricordava, per controllare se nei cantieri tutti lavorano correttamente, se hanno avuto, come dire, la formazione sulla sicurezza, se hanno i dispositivi di sicurezza, non può, come dire, l'ispettorato del lavoro con i pochi strumenti che ha a disposizione, anche le poche unità e personale, problema, no? Già loro non hanno tanto supervisionare personale. Un territorio. Ci vorrebbe, come dire, non voglio dire l'esercito, ma cerchiamo di capire un po' un paragone per dire servono più strumenti e soprattutto poi col fiorire dei cantieri di più cui presidio del signora, territorio, no? Assolutamente, in termini di controllo. Rodà, parliamo anche un po' di altri lavoratori che attendono con ansia quello che sarà il loro futuro, di capire insomma che cosa sarà dello stabilimento di San Dorligo della Varsila. Allora, l'ultimo incontro è stato molto molto deludente dal vostro punto di vista, ma non solo. Noi abbiamo avuto l'incontro il 18 maggio, deludente perché l'azienda doveva finalmente svelare i nomi di chi aveva avanzato delle proposte di rilievo, insomma, per rilevare il sito industriale. Siamo andati a quell'incontro con una proposta che si è poi capito nei giorni successivi non essere mai pervenuta, come dire, concretamente, realmente, che era quella di quell'azienda della IMR, questo gruppo italiano che fa componenti di automotive per il mondo dell'automobile, e un'offerta che era interessante sicuramente nei termini, quella di H2 Energy, un'azienda, una start-up italiana che si occupa delle risorse energetiche come l'idrogeno, di elettrolizzatori per produrre idrogeno, insomma. È sicuramente interessante, ma si tratta di una start-up che ha una cinquantina di dipendenti e, come dire, un capitale sociale di 10 milioni di euro, insomma è un fatturato che non è per sminuire questa società nel suo, ma evidentemente che se non è supportata da un altro soggetto industriale ben più come dire, strutturato, difficilmente può assumersi la responsabilità di un'area industriale così importante e di quei numeri di occupazione. Quindi pensare da parte di Varsila di arrivare al tavolo in questa situazione noi l'abbiamo giudicato assolutamente insufficiente, non solo noi, anche il governo, e per questo motivo che noi abbiamo detto a Varsila che
c'è un inadempimento rispetto all'accordo che si è firmato a novembre, con il quale noi abbiamo ripreso fondamentalmente l'attività produttiva dopo il blocco che c'era ai cancelli e quant'altro, quindi il blocco delle consegne, c'è lo sblocco delle consegne, del materiale in entrata, quello che c'era da fare, e noi sosteniamo, insomma, Wärtsilä prima di tutto non si sono rispettati i tempi, perché si parlava di primi di marzo per palesare delle offerte industriali, e questo è avvenuto appena nella metà di maggio, e successivamente anche rispetto ai contenuti. Rispetto a questo noi abbiamo detto all'azienda, siccome l'obiettivo era che entro settembre si fermasse la produzione per dare il via nel frattempo al dialogo con i nuovi soggetti, è stato sicuramente quella scadenza di settembre per noi non può essere più attuale, perché insomma, ma questa è stata anche come presa in carico dal governo, questa posizione, stesso, quindi no? Noi oggi siamo in attesa di cosa? Sappiamo che ci sono delle interlocuzioni. Ecco, come si va avanti, no? Di cui, come dire, evidentemente ci sono dei dialoghi in corso. Devono venire fuori il prima possibile i nomi dei soggetti, si deve palesare un progetto industriale, ecco, questo lo si deve fare il prima possibile, perché il clima in fabbrica sicuramente è peggio ogni giorno che passa. Si vedono passare i giorni, si attendono notizie, speranze per il proprio futuro dei dipendenti della produzione, ma anche della parte che resta di Wärtsilä. Certo, assolutamente. Pochi giorni fa abbiamo avuto un confronto in regione sul piano industriale, che quello forse è più costruttivo dal punto di vista... Sicuramente sì, un dialogo un poco più sereno, se possiamo usare questo termine, nei toni, negli elementi, però un piano industriale che se dice che Wärtsilä, per quanto riguarda il mondo del service, non chiude domani, però diversi punti di perplessità li lascia, perché ci sono dei progetti, ci sono dei ragionamenti, lo sviluppo di nuovi motori, di nuovi, come dire, di nuovi combustibili, c'è forme di alimentazione dei motori, tutte tendenti alla salvaguardia delle emissioni ambientali, quindi il cosiddetto green. Però Trieste è destinataria di uno di questi progetti, certo. E lo stesso, come dire, gli stesso management ci ha spiegato che ci sono tanti progetti di cui talvolta qualcuno vede la luce, dal punto di vista commerciale, poi di produzione di massa, ma talvolta no, e quindi la domanda che abbiamo fatto è: ma se, come dire, quello che si sta sviluppando si intende sviluppare a Trieste, poi non ha, come dire, un riscontro da parte del mercato, Trieste resterà sempre un punto di riferimento e sviluppo dei progetti, o, come dire, la multinazionale farà altre scelte? Su questo, insomma, le risposte, ci sono tante risposte che non ci sono state date in maniera molto chiara, quindi la preoccupazione per noi è a tutto tondo, l'abbiamo detto fin dall'inizio, questa avvertenza riguarda sì la produzione, ma riguarda complessivamente più di migliaia di lavoratori, non solo del sito di Bagnoli Trieste, ma anche delle basi di Genova e Napoli. Altri stabilimenti, certo. Allora, torniamo ancora da Marco Stabile con l'assessore Babuder, che vediamo in un'altra zona sempre del Porto Vecchio. Allora, dove vi siete spostati? Siamo in quello che sarà il futuro viale monumentale, quindi nella parallela rispetto a prima, per farvi vedere una curiosità, se ne è già parlato, la bitta che è stata ritrovata qui facendo gli scavi per i sottoservizi, collegata in qualche modo a questo molo che è stato ritrovato qui sotto e che costituiva, diciamo così, la murata esterna di un bacino per cui le navi, le barche potevano ormeggiarsi qui verso l'interno, quindi era un molo diciamo così esterno rispetto a un bacino dove si ormeggiavano le imbarcazioni. Bitta che tra l'altro è del 1760, ci sono state già tutte le investigazioni del caso della sovrintendenza, e qui possiamo vedere invece il molo. Insomma, è ovvio che qui ogni tanto qualche reperto venga alla luce. Sì, ieri gli uffici hanno fatto anche dei sopralluoghi con chi di competenza, ovviamente
si cercherà di mantenere ovviamente per quanto possibile quella che è la struttura e ovviamente conservare quello che è un patrimonio seppur limitato, ma insomma comunque un patrimonio di quello che era il passato, una testimonianza peraltro di come l'ambiente si sia modificato nei diversi secoli. Se pensiamo che siamo ad almeno 100 metri all'incirca rispetto alla linea di costa, questo dà l'idea di come l'ambiente si sia modificato negli anni. Certo, intanto operai ancora al lavoro in questo momento, fino a qualche minuto fa erano l'opera anche con le ruspe. Volevamo solo darvi questo ulteriore conto di questa curiosità che rientra insomma nei lavori che si stanno facendo qui in Porto Vecchio. Tra l'altro questa è la direttrice che ci porta sostanzialmente fino alla visione della città, no? Bello vedere San Giusto alle nostre spalle, il Palazzo delle Generali, e vedere come questo futuro viale, no? Taglierà direttamente dritto fino in città, Babuda. È uno di quegli aspetti cui accennavo prima, quindi la viabilità ma anche la visione rispetto a un'apertura proprio spaziale che comprenderà tutta quest'area sulla quale ovviamente gli uffici, l'amministrazione nel suo complesso sta operando. Bene. Tra poco ci spostiamo in un altro punto della città per vedere altri progetti in corso. A voi la linea, tra poco. Grazie Marco Stabile, noi dobbiamo subito cedere la linea alla pubblicità. Belle davvero queste prospettive nuove dal Porto Vecchio sulla città di Trieste. Fra pochissimo. Allora, rieccoci in diretta a Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Antonio Rodà, segretario della UILM, al quale rivolge una richiesta il nostro amico Claudio Visintin, che scrive: allora, buongiorno alla cortese conduttrice e al gradito sindacalista ospite in studio. Plaudo alla piena occupazione al porto di Trieste grazie al presidente Zeno D'Agostino, grande manager conosciuto in tutto il mondo. Bene, finita con la piena occupazione all'ex Ferriera, zona rinata a nuova vita. Bene l'occupazione alla prossima apertura della BAT Tabacchi. Auspico la risoluzione alla Varsila che mette in angoscia tanti lavoratori e famiglie. Ne abbiamo parlato adesso. Che ne pensa, gentile sindacalista, insomma, di questa bella mail per la quale ringraziamo il signor Claudio? Innanzitutto grazie, insomma fa piacere che magari come dire, che ci siano cittadini che vedano che si è fatto qualcosa, no? che si è provato a mettere delle idee, a mettere del coraggio in certe situazioni. Penso alla questione della Ferriera, questione che sarebbe, se avessimo assunto delle posizioni di barricata, non sarebbero andate così. Lì abbiamo avuto sicuramente il coraggio di assumere delle decisioni anche impopolari in un certo momento, sicuramente per una parte, di persone, di lavoratori, però la dimostrazione che oggi è finita la cassa integrazione, sono finiti 3 anni di cassa, è ripresa la piena occupazione. È vero che nel frattempo sono usciti tanti lavoratori, ma tutti volontari, comunque la stragrande maggioranza di questi è andata in pensione, ecco, una parte insomma ha scelto altre opportunità della propria vita personale, e quindi, come dire, oggi quell'area riprende pienamente servizio. Lì c'è un piano industriale che va avanti, sull'area freddo si è completato l'impianto di zincatura che ha già cominciato ad operare all'inizio di quest'anno. La parte che deve cominciare e che si sta andando avanti nei lavori, si sta ultimando, è la parte della verniciatura. Sulla base di questo, insomma, abbiamo chiesto un incontro alla proprietà che dovremmo avere entro la fine di questo mese, in modo tale che si faccia proprio il punto dell'avanzamento del piano industriale. Poi ci sono delle questioni che vanno chiarite ancora, come la questione dell'operatività della banchina, la centrale elettrica che è stata riconvertita, insomma, oggi è pienamente operativo ormai da tempo, tant'è che l'ultimo anno la centrale non ha più fatto cassa integrazione, quindi è stata già esclusa un anno fa dalla cassa. Quindi è l'esempio di come, quando c'è la volontà di tutti i soggetti industriali, politici e parti sociali, si possa realizzare qualcosa. Quindi l'auspicio è che quell'area continui a dare occupazione,
L'azienda ci ha fatto sapere, ma insomma su questo noi abbiamo anche invitato a fare una campagna di comunicazione che intende assumere, perché effettivamente sono uscite tante persone con competenze e quindi adesso che la fabbrica sta riprendendo piena operatività è evidente che servono anche soprattutto forze giovani, ecco, che vadano a creare un ragionamento di prospettiva lì dentro. Chiaro, no? Perché, certo, è vero. E quindi ecco, su quell'area lì sicuramente si è fatto qualcosa di importante. Di importante per Trieste tutta, insomma, sia per i lavoratori che poi per tutta la città. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Un saluto alla conduttrice e un saluto al sindacalista Enrico qui da Trieste. Buongiorno Enrico. Volevo fare una domanda al signor sindacalista, anche se so che non è un argomento direttamente legato alla sua competenza, ma visto che prima ha accennato alla cantieristica, ai cantieri di Trieste, parlando dei centinaia di cantieri che hanno interessato gli adempimenti all'ecobonus al 110%, volevo chiedergli una cosa. In gran parte dei cantieri, ma credo in tutti, il materiale isolante utilizzato è stato il polistirene, che è un materiale non ecocompatibile, non ecologico e non rigenerabile. Si è ignorato in maniera assolutamente incomprensibile l'utilizzo di miscele a base di calce e canapa o calce e prodotti naturali, ovvero sia un materiale di isolamento che sarebbe stato assolutamente rigenerabile, cioè recuperabile, e che non avrebbe creato nessun problema di smistamento nel futuro. Inoltre sappiamo benissimo che le miscele di calce, di canapa, calce e di altri prodotti sono altamente isolanti, sono isolanti sia dal punto termico sia dal punto di vista acustico. Costano forse un po' di più, ma hanno il pregio di poter essere riutilizzati una volta che l'edificio viene demolito. Invece con l'uso del polistirene succederà che i nostri figli, i nostri nipoti, quando la casa dovrà rifare la sua facciata o dovrà essere demolita, ci troveremo in Italia con milioni di metri cubi di polistirene di cui non sapremo cosa fare. Ecco, volevo sapere l'idea del sindacalista. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a lei Enrico. Beh, è un problema interessante, no? Abbiamo visto qui tanti cantieri, ne parlava prima anche la signora Luisa, che sono fioriti dando anche lavoro, no? Quindi è un lato positivo sicuramente nel settore dell'edilizia, che magari soffriva un po' in quel periodo. Sicuramente è rifiorita l'edilizia, però nel rifiorire dell'edilizia ci sono viste parecchie contraddizioni, ecco, quindi la domanda che pone il telespettatore penso che sia opportuna. Ecco, io non sono un tecnico per sapere gli elementi, i principi di smaltimento, io immagino che lui si riferiva alle grandi mattonelle per fare i cappotti, insomma, no? Immaginiamo questo, insomma, ne abbiamo visti tanti. Però ecco, questo pone un tema che è attuale. Si va tutti verso la cosiddetta ecologicità, il contenimento della questione energetica, perché metti il cappotto per isolare, per usare meno riscaldamento, per usare meno condizionamento d'aria durante il riscaldamento d'inverno e l'aria condizionata durante l'estate, quindi dici vai a abbattere le emissioni. Se però lo fai utilizzando, come dire, degli elementi che poi difficilmente riuscirai a smaltire, beh, questo è un problema. È un problema come la questione della cosiddetta elettrificazione del mondo dell'automobile, quindi il paragone, io uso questo per fare un paragone, no? E tutti si pensa che adesso ricaricheremo una macchina, saremo tutti ecologici perché non utilizziamo più la benzina, quindi non inquiniamo e quindi non ci si pone le domande su come si smaltiscono poi queste batterie che sono altamente inquinanti, su come provengono questi minerali che si utilizzano per fare le batterie. Quindi che poi la vita di una macchina è molto minore, più breve, insomma, di una casa, di quella di una casa, no? Quindi, abbiamo visto come ad esempio adesso nella drammatica alluvione, soprattutto nella parte della Romagna, insomma, no? Dell'Emilia Romagna, c'è stato un problema sui veicoli elettrici, si è esposto addirittura una questione di allerta nel parcheggiarle il più lontano possibile, perché le auto che sono state alluvionate sono a rischio, come dire,
di scoppio, di autocombustione, insomma abbiamo visto cosa succede quando queste macchine prendono fuoco, diventano pericolosissime. Quindi ci si sta ponendo grandi interrogativi su come andare verso un pianeta, un mondo più verde, ma ci sono comunque ancora grandi contraddizioni rispetto agli strumenti che si stanno utilizzando. Ecco, lo si sta forse facendo un po' con poca competenza. Sì, sicuramente, sì. Ecco, per tornare alla questione del rifacimento delle facciate, dei cappotti eccetera, beh, lì insomma abbiamo visto parecchie situazioni non proprio lineari, nel senso che è bello sì camminare in una città che vede i suoi palazzi storici rimessi a nuovo, ridipinti, insomma, siamo questo tutti è indiscusso. Dopodiché è anche vero che quei lavori che prima del bonus sarebbero stati fatti con un certo budget, una certa spesa, sono stati se non triplicati, quadruplicati, quintuplicati nei preventivi di spesa. È vero che il cittadino, poi chi abitava nel palazzo ne ha pagato o una piccola parte o addirittura ha ceduto il credito a qualcun altro, però abbiamo pensato alla bolla speculativa che si è creata, quindi questa è stata effettivamente un ritorno nell'economia del nostro paese. Bisogna pensare anche che una grandissima parte delle aziende che hanno operato, insomma, sono fatte di aziende straniere fondamentalmente. Abbiamo visto lavorare, io ho visto arrivare impalcature dalla Germania, da paesi anche insospettabili. Questa ricchezza è rimasta nel nostro paese, cioè noi ci dobbiamo chiedere questo: abbiamo abbellito la facciata di un palazzo, ma questo ha prodotto ricchezza e economia per il nostro paese, o sono soldi e guadagni che poi sono ritornati nei paesi nei quali sono provenuti la forza lavoro, le ditte che hanno fatto questa attività? Quindi sono tutte, sicuramente lasciato non pochi interrogativi aperti. Importante sicuramente la scelta durante il Covid di fare un po' come durante il periodo della Grande Depressione negli Stati Uniti, cosa hanno fatto? Le opere pubbliche per mettere la gente, riprendersi. Rimettersi in piedi. Però io penso che nel fare questo non ci sia stato un meccanismo di controllo che andava posto con forza e subito. Insomma, abbiamo visto tutti, insomma, le inchieste, le cose che sono venute fuori di società che hanno fondamentalmente non hanno mai fatto lavori. E sono tutti i casi su cui va ancora fatta luce, sicuramente. Quindi ha lasciato un po'. Allora, vediamo nuovamente il nostro Marco Stabile, sempre con l'assessore, l'ingegnere. Vi siete spostati lungo Viale Miramare, vedo. A te la linea. Sì, Laura, siamo esattamente in Viale Miramare, all'altezza della curva del cosiddetto ponte della ferrovia. Qui di fronte c'è la società Roianese Calcio per gli amici sportivi. Volevamo far vedere quello che attualmente è un nodo, un problema che l'amministrazione comunale vuole risolvere proprio nell'alveo dei lavori collegati in qualche modo anche al Porto Vecchio, perché ci sarà uno sbocco anche verso il Porto Vecchio. Assessore, allora, attualmente il ciclista arriva da questa parte, dal lato careggiata sinistra, lì deve attraversare la strada sulle strisce pedonali perché altrimenti qui c'è una strettoia. Ma indipendentemente che uno sia ciclista e quindi utilizzi le biciclette piuttosto che camminare muovendosi ovviamente sui marciapiedi, è evidente come questa infrastruttura negli anni poi leggermente modificata crea un restringimento sia alle careggiate sia naturalmente a quello che è il percorso dei marciapiedi che sotto vi passano. L'intendimento ovviamente degli uffici del sottoscritto è quello di creare un nuovo collegamento con i due lembi delle piste ciclabili che abbiamo verso la città e verso Barcola, quindi con l'eliminazione di questo imbuto, questo restringimento, e per mettere in sicurezza ovviamente anche quello che è un attraversamento sia pedonale sia viabilistico, purtroppo già oggetto di alcune problematiche, alcuni incidenti, per cui... Certo, lasciamo passare l'amico ciclista, buongiorno! Eccolo qua. Proprio adesso, insomma, fa piacere vedere che viene utilizzato perlomeno sul marciapiede, ma naturalmente il nostro obiettivo è quello di rendere più sicuri e più agevoli i passaggi collegando questi due, come ho detto, lembi di piste ciclabili. Allora Marco, facciamo vedere, perché poi concludiamo l'intervento dall'altra parte. Marco, ci giriamo e con l'assessore prego anche l'ingegnere che proseguono davanti a me, così riusciamo a far vedere camminando in fila indiana cosa succede all'altezza del ponte ferroviario, cioè la carreggiata si restringe con
il guardrail che sostanzialmente qui consente di passare sostanzialmente uno alla volta. Salutiamo la signora, buongiorno. Ecco, vedete qualcuno perché è preoccupante in fila indiana, e quindi qua diventa sembra pericoloso, ecco, adesso diventa difficile, no, passare con la bicicletta in questo tratto. Da qui la decisione di allargare, se ho capito bene Babuder, entrambi i tratti, diciamo così, pedonali ciclabili dietro il guardrail di protezione. Entrambi i lati, come potete notare anche da questa porzione di terreno, vedete che ci sono delle bocche di diciamo, convoglio dell'acqua piovana. Spesso questo cavalcavia, questo sottopassaggio si tende ad allagarsi, per cui contestualmente con il gestore dei sottoservizi, quindi con Acegas APS AMGA, verrà realizzato da parte loro un progetto. Confido che entro l'anno l'amministrazione sia in grado di avere sia il progetto sia soprattutto di poter calendarizzare i lavori già a partire dal prossimo esercizio. Ingegnere, sostanzialmente qui la viabilità e il posizionamento, diciamo così, delle aree di passaggio cambierà. Tecnicamente come? Tecnicamente noi prevediamo di realizzare un allargamento del marciapiede su ambo i lati della strada. Il marciapiede dovrà avere almeno una larghezza di 1,50 m per consentire il passaggio di almeno 2 persone e di un ciclista in modo agevole. Ne consegue che anche la larghezza della carreggiata si ridurrà, ma questo sicuramente andrà anche a favore, diciamo, della sicurezza, perché un restringimento della carreggiata porta sicuramente ad una riduzione della velocità di transito delle macchine. L'obiettivo di questo intervento, come è stato già detto, è quello di migliorare sicuramente l'accessibilità ciclabile e pedonale delle aree. Dal punto di vista dei sottoservizi l'operazione è un po' più complessa, perché l'allargamento dei marciapiedi comporta, ecco, una revisione di tutto il sistema di drenaggio delle acque meteoriche, che è molto complesso. I cittadini lo vivono quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua, e quindi bisognerà fare tutto un lavoro sui sottoservizi proprio per migliorare e garantire un ottimo deflusso delle acque meteoriche, e poi potremo procedere con le opere di viabilità che si vedono in superficie. Certo, Marco, ti chiedo ancora di seguirmi un attimo, perché volevo far vedere un'altra cosa, cioè il fatto che poi si potrà entrare in Porto Vecchio, credo, da questo ingresso oppure da quello del grande? Dunque, al momento si potrà entrare da quello grande, cioè quello normalmente utilizzato. Le previsioni per il futuro sono di entrare dall'accesso che adesso abbiamo a disposizione, ovviamente con una riqualificazione dell'area nelle immediate vicinanze. Sì. Bene, allora entriamo in quest'ultima parte di collegamento, Assessore, per far capire quindi che tipo di tragitto potrà fare il pedone o il ciclista che arriverà quindi da città e potrà riconnettersi alla parte interna anche alle sue ciclabili. Qui vediamo tra l'altro all'opera gli operai proprio per quel lavoro collegato al drenaggio delle acque meteoriche. Buongiorno e buon lavoro innanzitutto, e qui vediamo il cantiere legato ai sottoservizi. Certo, queste sono le opere propedeutiche, poi ovviamente preliminari a quello che sarà un intervento successivo da parte congiunta amministrazione comunale e Acegas APS AMGA. Quindi per evitare quelle che i triestini definiscono, diciamo, le piscine del ponte della ferrovia che si creano, come diceva giustamente l'ingegnere, quando ci sono delle precipitazioni importanti e rendono difficoltoso il passaggio. Quindi si risolverà nel contempo il problema della viabilità pedonale ciclabile dai due lati e contemporaneamente si eviterà, diciamo, quel passaggio sott'acqua, tra virgolette. Devo dare atto anche di interventi che sono stati realizzati nel recente periodo anche in via del Bovedo, dove congiuntamente con il gestore è stato ripulito tutto il rio sottostante. Il primo intervento peraltro realizzato con un particolare sistema, un robottino, chiamiamolo, che è entrato dentro l'infrastruttura e ha asportato tutto un materiale di risulta che negli anni non era mai stato ripulito, insomma, per cui la particolare attenzione proprio per cercare di evitare e di adeguarci a quelli che sono ovviamente le necessità di manutenzione delle reti idriche.
Ti restituisco la linea, Laura. Grazie. Ci rivediamo poi per un altro intervento in un altro punto della città, e saluto ancora gli operai che consentono tutto questo. Buon lavoro e un abbraccio anche a voi. Grazie, grazie. Beh, con questa bella immagine, insomma, dei lavori che fervono, l'abbiamo visto all'interno degli spazi del Porto Vecchio. Riprendiamo ancora la linea. C'era una telespettatrice che chiedeva di parlare anche dei problemi della Sugi. Dice: bisognerebbe parlare un po' di più della situazione a Sugi, che è disastrosa, tanto più che ora gli interinali sono stati lasciati a casa, di conseguenza parecchi uffici importanti sono stati chiusi in attesa che si trovino i soldi per i rinnovi dei contratti. Mi sa che a poco importi alla Regione, tanto la sede è loro assicurata. Insomma, ne abbiamo parlato anche prima, vedendo la notizia del taglio di alcuni servizi, ad esempio lo sportello dell'URP aperto 3 giorni, non più 5 giorni, no? Ad esempio, oppure anche quello di San Giovanni, non solo quello di Cattinara. Purtroppo, insomma, io non voglio uscire tanto dalle mie competenze, certo. Insomma, però il tema della sanità è trasversale, interessa tutti i cittadini, indipendentemente da cosa si occupano nella propria vita. Per prima o poi, come dire, capita si ha a che fare, di averne insomma, fare. No? Pur sperando di avere sempre buona salute. È evidente che, insomma, la sanità è un settore in forte difficoltà, non da oggi, da diversi anni ormai. Insomma, potevamo essere in precedenza considerati un'eccellenza anche rispetto non solo alla sanità italiana, mi ricordo, insomma, era sempre posta nei vertici fondamentalmente in termini di qualità, capacità, competenze, ma anche della nostra regione, ecco, quindi insomma, della parte del territorio del nostro paese. Insomma, il nord-est è sempre stato caratterizzato anche ulteriormente da questo fattore. Beh, sicuramente stiamo vivendo grandi difficoltà, sicuramente la pandemia ha inciso sugli aspetti organizzativi, su, come dire, la necessità di spostare priorità e quant'altro, però è chiaro che è intervenuta ad aggravare una situazione che era già di per sé, come dire, messa a dura prova da prima. No? Quindi questo sta, come dire, mettendo a dura prova il sistema, e c'è comunque una fuoriuscita di tanto personale, sia medico che infermieristico, che va sempre di più verso il mondo del privato, in quanto paga meglio, in quanto, come dire, uno può eventualmente, come dire, dettare maggiori e migliori condizioni di lavoro. Per anni si è lottato per i rinnovi anche dei contratti nazionali, eccetera, che sono rimasti fermi al palo per tanti anni. È evidente che, insomma, io penso che questa deve essere una delle priorità del nostro Paese, per guardare in casa nostra, della nostra regione, e bisogna recuperare quel senso di fiducia nel sistema sanitario pubblico e nazionale che c'era prima, perché diversamente il rischio è che sempre di più si scivoli nelle mani del privato, dove chi ha può curarsi e chi non ha non può curarsi. E quindi, come dire, non possiamo permettere che avanzi un modello anglosassone fondamentalmente sulla sanità. È sempre stato, anzi, il contrario di questo, la punta di orgoglio del nostro Paese. A quel modello, insomma, non dobbiamo guardare. C'è Nevio che ci scrive: buongiorno, sveglia Trieste, vorrei dire al sindacalista in studio, di prevenzione in Italia non sanno cosa sia, si parla tanto ma non si fa nulla, si è visto a Servola l'inquinamento della Ferriera e il menefreghismo verso la popolazione, così si fa su tutte le cose perché il dio denaro che comanda e non la coscienza di chi dovrebbe fare il suo dovere sulla prevenzione. Insomma, nota una carenza per quanto riguarda la prevenzione, no? Sulla sicurezza. Beh, sicuramente ha ragione. Diciamo, oggi di sicurezza, soprattutto nei grandi mondi industriali, si parla tanto, ecco, non è che quando si parla dei grandi siti, grandi fabbriche, grandi gruppi, insomma, la prevenzione è un elemento quasi, forse uno dei primi elementi che si incontra. L'Italia non è fatta solo di grandi imprese, è fatta soprattutto di piccole e medie imprese, senza per questo far torto o, come dire, colpevolizzare nessun settore, ma è evidente che, insomma, è tanto e vasto il mondo su cui andare a fare prevenzione e cultura della sicurezza, e molte volte, ripeto, vuoi per negligenza, vuoi per anche, come dire,
quello che comporta da un punto di vista di sborso economico maggiore, Certo, fare cultura, prevenzione della sicurezza, beh, questo sicuramente non viene. Secondo me un lavoratore, è chiaro però, non è sempre semplice porre questa condizione, dovrebbe dire sempre io non lavoro se non sono in sicurezza, cioè se non sono in sicurezza scendo da un'impalcatura, se non sono in sicurezza non monto su un mezzo, se non sono in sicurezza non sto vicino ad un impianto che può, come dire, togliermi la vita da un momento all'altro. Allora questo purtroppo non avviene perché il vincolo, come dire, la situazione in cui uno si trova è quella sempre di voler o di dover, come dire, adempiere in una posizione di debolezza, no? Invece come dire, bisognerebbe avere questa capacità di fermarsi, e questa talvolta o non è conosciuta o non si fa per i motivi che richiamavo prima, ma tanto secondo me ritorno sull'aspetto del fatto che la cultura della sicurezza dovrebbe passare obbligatoriamente dal sistema scolastico del nostro paese, dove chi esce da un percorso di studi viene fuori ed ha gli elementi base in mano per andare poi a incontrare il mondo del lavoro e avere un minimo di filtro per capire se e dove valutare elementi di pericolosità. Certo. Quindi questo dovrebbe essere un elemento un po' come ti insegnavano una volta ad attraversare la strada, il lato giusto dove mettersi rispetto al senso del traffico. Certo. Sono tutte questioni che ogni cittadino dovrebbe avere come bagaglio minimo per affrontare il mondo del lavoro, che è sempre più difficile, sempre più frammentato, è sempre più, come dire, meno strutturato e purtroppo quello che stiamo vedendo è che si va sempre di più in questa direzione. Quindi purtroppo sono situazioni che, seppur noi vogliamo, come dire, contrastare, ridurre pari a zero, vediamo che purtroppo anzi, come dire, talvolta anche aumentano rispetto a un anno, da un anno all'altro. Quindi è purtroppo un dato che spaventa e fa sempre paura, è di fatto una strage continua, perché di questo stiamo parlando, perché la media dei morti sul lavoro è quotidiana, insomma, di almeno di un paio di casi al giorno, ecco, poi di alcuni si legge perché fanno più clamore, di tanti non si legge. Sono nel silenzio, e no? quindi le cosiddette morti bianche, no? Esiste, quindi, assolutamente, va tenuto in considerazione. Allora, grazie Antonio Rodà per essere stato con noi questa mattina, invitiamo a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste per parlarci ancora delle problematiche del mondo del lavoro. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo arriverà in studio Marco Pisani, consigliere regionale del Partito Democratico Slovenska Skupnost. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno al consigliere regionale Marco Pisani, grazie di essere qui, so che aveva un altro impegno, insomma, quindi la ringraziamo, insomma, di questa sua presenza. Consigliere regionale, riconfermato anche per questa legislatura, state lavorando in consiglio regionale, ci dicevamo adesso fuori onda, però non si è ancora entrati proprio nel vivo, no, dei lavori del consiglio regionale, saranno più o meno intorno a luglio con la variazione di bilancio, se non mi sbaglio. Assestamento, sì. Assestamento, sì. Sì, intanto grazie per l'invito, un saluto anche ai telespettatori che ci guardano in questo momento. Sì, effettivamente sono stato riconfermato questa 13ª legislazione del nostro Consiglio regionale e i lavori stanno partendo, evidentemente c'è questo primo mese di assestamento dove si sta riprendendo con i lavori e praticamente siamo entrati nel vivo la settimana scorsa con il Consiglio regionale, che c'erano alcuni punti poi non, diciamo, di routine quasi. Quindi sì, si ricomincia e il primo vero impegno sarà l'assestamento a fine luglio, quindi si ricomincia. Devo dire che anche in questo mese abbiamo lavorato, io da parte mia sono presente sul territorio perché in qualche modo vado a coprire tutto quello che soprattutto lì dove è presente la minoranza slovena, certo. E quindi i 32 comuni che sono ricompresi nella legge 38, quindi è anche mia intenzione di proseguire in questa presenza sul territorio per capire il territorio.
Quindi questo l'impegno particolare all'interno di quello più generale, no? Certo, da consigliere regionale. Allora, vediamo una bella immagine del Faro della Vittoria in questa inquadratura e credo sia in collegamento con noi nuovamente Marco Stabile con l'assessore Babuder. Allora, nuovamente a voi la linea, Marco. No, non ci stanno sentendo, allora vediamo comunque una bella immagine, cerchiamo fra poco di ricollegarci, sento un disturbo nell'audio, è davvero suggestiva insomma, questa inquadratura, stiamo andando un po' in giro per la città, questa mattina abbiamo visto soprattutto il Porto Vecchio, i lavori che si stanno realizzando al suo interno, poi magari ne parliamo insieme, ma sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, dobar dan. Quello che volevo chiedere io al signor Pisani è semplicemente una cosa che per me è molto importante, la sanità. Cosa pensate di fare in regione della sanità? Cosa pensa il signor Federica, il signor Riccardi, visto che per me sono assenti, perché i ragazzi lavorano ma non ne possono più, poi ci sono anche stipendi molto bassi, tanto erano angeli, adesso non sono più angeli, cioè non so, arriva qualcuno, spacca tutto, ti mette le mani addosso, cioè voglio dire, sono cose che bisogna tutelare queste persone che lavorano. Poi non sono solo i medici, anche gli infermieri sono dottori perché hanno il DR davanti, perché sono laureati, Certo, bisogna sono anche laureati. un po' cambiare la cultura Vero. su questo, perché di solito sono denigrati, te sono infermieri, non è così che funziona. Io penso che bisogna fare qualcosa. Io so che non ci sono infermieri né medici in piazza e che qualcuno indifferente, chi a me non interessa gialli, rossi, verdi, blu, e il fatto è il nostro futuro, come la scuola anche. Io non so, cioè stiamo andando, siamo proprio alla deriva di tutto, cioè non c'è più cultura, non c'è più, ma niente, e poi non ci si potrà nemmeno più curare se andiamo avanti in questo modo. Perché più di lavorare anche 12 ore al giorno, vanno la mattina alle 7, alle 8 sono ancora là, a causa delle urgenze, a causa di questo e quell'altro, cioè voglio dire, è un po' pesante la situazione. Parla delle attese al pronto soccorso in questo Ma caso. il pronto sono anche le Ma sale non solo. operatorie, ragazzi, Certo, non è certo. solo il pronto Quindi liste soccorso. d'attesa, eccetera. Le insomma, sale chiarissimo. operatorie tante volte aprono le sale e non ci sono gli infermieri di giro, ma non ci sono nemmeno gli strumentisti per coprire tutte le sale. Ma di cosa stiamo parlando? È gestito veramente male, sapete? Allora, grazie di questa Buona sua giornata. segnalazione. Buona giornata signora. Allora, sanità, lo dicevamo prima fuori onda, no? È chiaro che è sempre il problema, il tema più sentito da tutti i nostri telespettatori, dai cittadini, è quello che viene più richiesto a un consigliere regionale, no? Perché poi sappiamo che è di competenza proprio regionale la sanità. Assolutamente sì. No, ringrazio la signora per aver iniziato questa domanda che poi diciamo non ha una fine, non riusciremo sicuramente a trovarla in questa trasmissione. Purtroppo sì, io lavoro nel Consiglio regionale dal parte dell'opposizione, quindi la domanda dovrebbe soprattutto rivolta al Presidente Federica e all'assessore Riccardi. Certo. Evidentemente, e per me, lo dico e lo ribadisco, la sanità in questo momento dovrebbe essere la priorità assoluta per la nostra regione e riportarla a quei livelli a cui eravamo abituati, anzi ancora ottimizzarla da questo punto di vista. Il problema si pone da tutte le parti, dalle liste d'attesa, dai medici di famiglia, dalla mancanza di personale, dagli atti di violenza che si seguono nei vari pronti soccorsi, in ospedale e così via. Ecco, come dicevo all'inizio, deve diventare la priorità assoluta per la nostra regione, non diventare un'emergenza, ma soprattutto cercare di risolvere su tutti i vari livelli. Capisco, io personalmente vedo queste mancanze, sento i ritardi, vedo quello che succede e più o meno tutti quelli che abbiamo bisogno di un medico, di fare una visita, un intervento, ci rendiamo conto di tutte queste manchevolezze. Partendo da quello che sono i medici di famiglia, ecco, io ho fatto la settimana scorsa, ero in Val Resia e devo dire che ho incontrato una sindaca che veramente si dà da fare, la sindaca
sindaca di Resia, Micelli, mi diceva sì, se noi non garantiamo alla nostra popolazione la sanità, la scuola e i collegamenti, è inutile che poi andiamo a parlare di investimenti, di turismo, di non so cosa, di albergo diffuso. Quando noi dobbiamo garantire questa priorità, la priorità assoluta ha detto la sanità. Quindi può partire anche dai comuni il fatto di offrire ai medici di famiglia le condizioni migliori per poter operare su quel territorio, però evidentemente soprattutto in capo alla regione di fare veramente un passo in avanti e fermare questa discesa di qualità della nostra sanità. È vero, allora ci colleghiamo nuovamente con Marco Stabile con questa bella inquadratura appunto del Faro della Vittoria. A voi la linea. Resta pure. Sì Laura, iniziamo con l'inquadratura del Faro della Vittoria, perché mi diceva qualche istante fa il nostro Marco Calabrese che sono ormai 100 anni dall'inizio della costruzione dello storico faro. Nel 1923 si iniziò a costruirlo e siamo qui in questa zona di strada del Friuli, proprio sulla svolta verso via del Perarolo, per far vedere un'asfaltatura appena realizzata, perché più volte, devo dire, era stata segnalata nel tempo il problema di via del Perarolo, che è questa via in salita o in discesa che dir si voglia, che scende verso Barcola attraversando poi il ponte della ferrovia, che era in situazione insomma di degrado importante. Ieri, se non sbaglio, conclusa l'asfaltatura, quindi la messa in sicurezza della strada. Sì, questo è uno dei primi interventi. Devo ringraziare il servizio strade, l'ingegner Zandanel, l'ingegner Forin, il geometra De Reia, che da subito hanno accolto quelle che erano le mie preoccupazioni su alcune asfaltature. Questo è l'intervento più complesso, diciamo, e anche più cospicuo in termini onerosi di spesa, ma ne verranno realizzate nelle prossime giorni, nelle prossime settimane, anche altri in altrettante zone che erano da qualche tempo bisognose. Mi riferisco in particolare a via Ghega nel tratto fino a via Trento, a via Milano, un pezzo di via Roma, ma soprattutto, anche se parzialmente per questo momento, per singoli rattoppi che verranno realizzati anche lungo la via commerciale, perché ci sono alcune situazioni che inficiano proprio diciamo, la percorribilità della strada, e quindi sono state subito attenzionate dal sottoscritto e dagli uffici che si sono prontamente adoperati. Ovviamente con i soldi a bilancio che erano già stati stanziati, nella prossima variazione di bilancio ci sarà, spero, spazio anche per ulteriori stanziamenti a beneficio dei risanamenti stradali e anche dei marciapiedi che nella nostra città ovviamente necessitano in continuazione. Ecco. Nei prossimi giorni verrà realizzata anche in questo tratto la segnaletica orizzontale, quindi il ripristino così come ex ante all'intervento. Comunque il piacere, insomma, di mettere mano concretamente a quelle che sono situazioni spesso richieste dalla cittadinanza, sia sui marciapiedi sia sugli interventi ovviamente del fondo stradale per i veicoli. Certo, era giusto spostarsi un attimo nel tratto in pendenza proprio per far vedere quello che era il tratto a seguito dei problemi della strada più complicato da percorrere in auto. Poi ci sono stati anche degli interventi, devo dire, in emergenza su questa prima parte del suo mandato d'assessore, l'ultimo che avete ben documentato con Bernardo Gulotta in Vicolo delle Rose, sul quale, come dire, Bauders, diciamo così, si era già speso. Camminiamo ancora un trattino, magari ci mettiamo in sicurezza lì sotto. Si era già speso prima di diventare assessore, ovvero una porzione di strada sulla quale gravano delle aree private che a seguito di mancate o assenti manutenzioni poi vanno a creare dei problemi di smottamenti con le piogge sulla strada. A che punto siamo? Perché in questo momento, se non sbaglio, quel tratto è ancora chiuso, giusto? Vicolo delle Rose ci sono due aspetti in particolare che hanno determinato la chiusura della strada. In primo, ovviamente, è quello che riguarda la caduta, il rovinare di materiale proveniente da fondi privati e che quindi non si può più pulire in emergenza, essendo una costante quotidiana, per cui con l'intervento anche della polizia locale saranno stati notificati gli elementi
elementi di criticità e eventuali Andiamo sanzioni, lì così non abbiamo problemi. Eventuali sanzioni nel caso in cui la polizia locale avesse rilevato delle infrazioni, e poi interverremo sempre con il servizio strade anche a tutela di quella che è la manutenzione idrogeologica. Lì corre un piccolo rio, ovviamente il rio ha bisogno di essere pulito, e questa è stata una delle prime delibere che ho avuto il piacere di portare unitamente alla collaborazione degli uffici in giunta, proprio per far effettuare la polizia in altrettanti rii della nostra circoscrizione, della nostra città. Ecco. Bene, allora io ringrazio l'assessore Babuder per questa prima parte di trasmissione. Sì, Laura, dimmi. Volevo solo girare una segnalazione che ci arriva da una nostra telespettatrice direttamente all'assessore Babuder, perché ci scrive Tatiana: siamo una famiglia che ha anche un disabile, viviamo in zona Campanelle, quindi un'altra zona della nostra città, altezza scuola Galvani, abbiamo un problema con la strada di via Campanelle, proprio il rettilineo che va dal civico 286 al Curvone, che è soggetto a corse a tutta velocità, a tutte le ore, di qualsiasi mezzo, motorini, macchine, moto, insomma un po' di tutto, è quasi un circuito di gara. Sì. Allora, zona via Campanelle davanti ai Galvani, tratto di strada che viene percorso nonostante le strettoie eccetera ad alta velocità. C'è la segnalazione di una nostra telespettatrice che tra l'altro ha un figlio disabile e quindi ha quasi paura a uscire di casa. Esatto, per accedere alla ciclabile magari dice, per un prossimo sopralluogo vorremmo magari non so, potreste indicarci come fare, a chi rivolgersi per un'eventuale striscia pedonale, dissuasore, eccetera, insomma, quindi magari per un'eventuale striscia pedonale dice anche la ciclabile tra l'altro vicino. L'attenzione del sottoscritto, sia da consigliere sia tanto più adesso da assessore, è quella che abbiamo accennato anche prima, alla sicurezza negli attraversamenti, alla sicurezza del pedone in strada. Io sto facendo un giro di tutte le circoscrizioni proprio per raccogliere anche quelle che sono le indicazioni che provengono dai territori decentrati, di cui ho massimo rispetto. Come ho anticipato prima, ci saranno degli interventi che prevedono degli attraversamenti pedonali protetti, così come sono stati realizzati in precedenza, devo darne atto anche in altre zone, e che saranno implementati. Non ho al momento cognizione se questa zona sarà una di quelle interessate, mi spenderò ovviamente con gli uffici, vedremo se qualche cosa può essere migliorato, se non altro nella segnaletica verticale, ecco, innanzitutto. Bene, Laura, ti restituisco la linea. Tra poco cercheremo di farti vedere la movimentazione del tram che dovrebbe aver eseguito le prime prove tecniche, quindi saremo lì. Hai ancora una domanda? C'era una segnalazione su via Sulpicio Gallo, quando riaprirà, se per il possibile svuotamento del muro. Via Gallo? Sì, Sulpicio Gallo. Sulpicio Gallo, a seguito di uno smottamento di una muratura che evidentemente ne ha determinato lo stop. Quindi chiedono quando verrà riaperto. Ovviamente l'assessore Babuder non è che ha tutte le risposte pronti via, sa che ne venga fuori un altro sopralluogo. Vedrò di informarmi anche su questo. Se la muratura è privata, purtroppo io ho notato nell'ultimo periodo che spesso si deve insistere con il privato proprio per la manutenzione del muro medesimo. L'abbiamo visto in Viale Miramare, l'abbiamo visto in Via dei Navali, non so se la fattispecie è la medesima, insomma cercherò di informarmi. Ora non ho la presunzione di poter dare una risposta corretta e immediata. Certo. A tra poco, Laura. Grazie a Marco Stabile. Allora chiedo alla regia se dobbiamo dare spazio alla pubblicità. A fra pochissimo. Liberi. Ora torniamo in diretta ancora in compagnia di Marco Pisani, consigliere regionale. Ha visto insomma tutte le varie opere insomma, che si preparano per quanto riguarda la manutenzione stradale, no, da parte dell'assessore Babuder. So che apprezzava insomma, questo metodo di lavoro sul territorio. No, infatti mi devo complimentare con l'assessore, perché ho visto subito che è attivo, è presente sul territorio, va a vedere di persona le varie problematiche, perché poi evidentemente dalle segnalazioni bisogna poi capire anche come poter intervenire, no? Perché tante volte ci sono dei vincoli che impediscono un certo tipo di intervento, no? Quindi la presenza sul territorio, l'andare a vedere
di persona come poter intervenire è importantissimo. È fondamentale. Quindi potremmo essere, come dico, ottimisti, anche se si ricorda, parlavamo di via commerciale. Esatto, sì, volevo proprio andare su questo, che sulla era via suo commerciale. ospite, e infatti lì diventava via commerciale, veramente sta diventando molto pericoloso, soprattutto chi va in scooter, chi va in moto. Proprio da questo punto di vista, via commerciale, dove adesso si sta spostando, fra l'altro, non so Marco Stabile, perché non so se proprio su via commerciale, comunque seguiremo le movimentazioni, no, del tram di Opicina per capire insomma come sta andando, se tutti hanno rispettato poi i divieti di sosta, perché in questo lungo periodo di fermo magari più di qualcuno avrà sostato così, nonostante il divieto, insomma, ecco, è successo, no? Quindi nella speranza poi di rivedere il tram in piena operatività. Della via commerciale si parla anche oggi sul giornale per quanto riguarda il tema sicurezza, no? Perché gli abitanti hanno un po' diffuso questi messaggi, attaccato questi cartelli sulla presenza di ladri in zona, quindi di segnalare, cioè l'avviso di segnalare qualsiasi movimento sospetto, un fenomeno, quello dei furti in casa, che interessa poi anche tutta l'area carsica, no? Che conosce molto bene. Insomma. Esatto, sì, il problema soprattutto lì via Romagna, quanto ho visto dalle notizie. Via Romagna, via di Romagna, via commerciale, vero? Abbiamo avuto anche io per esperienza diretta queste problematiche che poi magari nei mesi estivi, quando la gente comincia ad andare in vacanza, quando le case forse sono vuote per periodi forse più lunghi, evidentemente qua qualche volta aiutano anche i profili Facebook e quant'altro, dove si trasmette in tempo reale le varie foto i nostri movimenti, i nostri movimenti, quindi uno dice sono in Egitto piuttosto che in Sicilia. Sarebbe meglio aspettare un attimo, magari di rientrare e poi pubblicare tutte le foto che si vuole. Questa sarebbe una prassi molto giusta. Lo consigliano anche le forze di polizia, carabinieri. Sì, poi il problema dei furti, dove c'è evidentemente il sistema di videosorveglianza che può aiutare molto, che però evidentemente non è che si possono mettere le telecamere dappertutto. Poi il sistema di videosorveglianza presuppone anche una manutenzione, costante manutenzione, quindi questo ha evidentemente anche dei costi. Sì, già la telecamera è un dissuasore che magari qualcuno, non sapendo se funziona o non funziona, può evidentemente pensarci due volte, però evidentemente se funziona il servizio aiuta molto le forze dell'ordine, devo dire per esperienza diretta che effettivamente poi con le videoriprese si può risolvere i vari casi. Risalire a chi è stato il responsabile insomma, di queste azioni. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi in linea con noi? Quasi Gianni che parla. Gianni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E buongiorno al signor, credo che il signor sia del Carso. Esatto. Sì, esatto. Sì, volevo solo ricordare una roba che riguarda i triestini. Winkelmann, 255 anni fa, è stato assassinato alla Locanda Grande dal certo Arcangeli. E oggi l'anniversario? Ecco, questo volevo dire che è legato anche al fatto che in Piazza Grande non si sta mai un posto di tortura, un posto di morte, perché era là a Torcucherna chi faceva e impiccava, ma però questa volta c'è stato st'uomo che l'ha subito, che ha coppato, ma che dopo che ha subito il processo e si sta arrotato, e che quel della Rioda che lo succava di qua e là e lo ha sbemprato. Questa è stata l'ultima volta che si sta fatto questo supplizio, perché Maria Teresa l'aveva cancellata e suo figlio Giuseppe II invece l'ha completamente abolita. Questo volevo dire, e siccome questo fatto porta alla storia dei Rossetti e tante robe, volevo dire che al museo là dove c'è le pierre, adesso non mi viene in mente, ma comunque c'è il cenotafio di Winkelmann che si è fatto dal Bosa,
e disi gli esperti, che non capisco un boro, ma gli esperti disi che è la più bella opera che il Bosac ha fatto. Allora mi dico, tutti i triestini, sei poi che vadi in questo posto a vedere questa opera, perché c'è tante altre opere, la Vizzin. Grazie dei consigli allora Gianni, grazie anche per averci ricordato che proprio oggi siamo andati rapidamente su Wikipedia e effettivamente l'8 giugno 1768 risale a questa giornata proprio l'omicidio appunto di Winkelmann. Scusi che ne sono intoppato perché adesso perdo colpi, non mi veniva il nome di dove c'è il posto sotto San Giusto, era il giardino del Capitano e tutte queste robe. Però volevo solo dire ancora una roba. Forse intendeva? Un anno dopo, nel 1769, tutta un'altra roba era la festa che si sta fatto, la festa che ha fatto Maria Teresa per il Lazzaretto. E là le fontane non dava più sangue come quella volta, ma dava vino rosso e vino bianco. Vino rosso e vino bianco. Mi ricordo questo le monade che dico. No, sono pezzi di storia, Gianni, grazie. Mi accorgo, scusi che vado avanti, mi accorgo che perdo colpi perché non mi veniva il nome di dove si sta, che sei Rossetti, però perdo colpi. Chiedo scusa. Si immagini Gianni, anzi è stato molto utile ricordarci questa data, questo anniversario, no? Fa parte della nostra storia, è chiaro. Interessante la segnalazione del signor Gianni, anche perché ci fa capire la ricchezza non solo della nostra città, ma proprio del nostro territorio e tutti questi aneddoti che poi tragici e forse anche meno tragici col vino delle fontane che sarebbe da riprendere. Che sarebbe forse da riprendere, no? Si potrebbe proprio la ricchezza del nostro territorio, di Trieste, di tutta la regione. Poi noi abbiamo dei posti bellissimi che vanno dal mare alla montagna, alla pianura, dove veramente poi anche la ricchezza culturale. È vero, è una ricchezza che va valorizzata e fa bene il signor Gianni a ricordarci questi aneddoti. Allora, ultima pausa pubblicitaria per questa mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora andiamo nuovamente, siamo sempre in compagnia di Marco Pisani, andiamo nuovamente da Marco Stabile per vedere il tram in azione. Ecco qua le prove tecniche del tram di Opicina, scuola guida, macchinista all'interno che abbiamo appena salutato e la movimentazione del tram di Opicina qui dal tratto in cui si aggancia alla porzione di teleferica fino alla parte cittadina e capolinea. Sentite? Ha suonato ovviamente il clacson per liberare il passaggio davanti a sé delle auto che passano e girano verso via di Scorcola e ora si dirige in basso verso piazza Oberdan. Prove tecniche del tram di Opicina. Laura, allora se ci lasci il tempo, siccome proprio durante la pubblicità abbiamo fatto una registrazione di 3-4 minuti, se ci consenti tra un paio di minuti ti facciamo risentire e rivedere la risalita, l'attaccamento alla parte teleferica e tutte le prove che sono state realizzate qui. Eravamo in pubblicità, quindi tra un istante ci lasci il tempo e ti facciamo rivedere tutto quello che abbiamo documentato. Ottimo. Quando siete pronti fatemi pure vedere appunto nel monitor il servizio che avete appena realizzato davvero in presa diretta. Insomma, sono in corso, no? Queste operazioni di scuola guida, le possiamo chiamare proprio così perché c'era proprio il cartello, no? Sì, abbiamo visto. Sì. Diciamo, siamo ottimisti e speriamo, intanto speriamo che arrivi in piazza Oberdan perché tanti ormai si sono abituati a parcheggiare. Lo dicevamo prima, no? Però più volte abbiamo ripetuto anche nel corso delle nostre trasmissioni con il collegamento con la polizia locale di spostare, no? Queste macchine ormai. Perché insomma, ci vuole. Ecco qui, credo che sia pronto il servizio che hanno realizzato adesso i nostri Marco Stabile e Marco Calabrese. Allora vediamolo insieme.
Prove tecniche in diretta del tram di Opicina che sono iniziate oggi dopo i lavori. Lo vedete qui all'attaccatura della parte di teleferica con le prime prove del tram dopo i lunghi lavori per il ripristino della linea. Sì. Vediamo appunto queste operazioni che si svolgono in presa diretta praticamente. Allora andiamo dalla parte opposta della strada, andiamo pure dalla parte opposta, passiamo qui in mezzo, grazie, scusate, così facciamo vedere la manovra proprio del tram di Opicina che ora, se farà il tratto in salita, qualora lo facesse, dovrebbe attaccarsi ovviamente alla porzione che lo spinge a mo' di teleferica verso Opicina. Quindi vedete è arrivato su da piazza Oberdan, lungo la via sono stati approntati tutti i divieti del caso ed ora vedete la scritta scuola guida, c'è la manovra per consentire poi di affrontare il tratto più ripido della tramvia che ha bisogno chiaramente di questo supporto meccanico. Lo vedete in questo momento in manovra, sappiamo peraltro che sono stati anche reperiti nuovi autisti per quando la linea sarà effettivamente operativa. Qui si tratta ovviamente di una serie di operazioni di rodaggio per poi consentire la riattivazione della linea. Vedete, è stato agganciato per il tratto di teleferica il tram di Opicina, vedete all'interno i macchinisti che si spostano dalla cabina anteriore a quella posteriore. Tra l'altro li salutiamo, buongiorno! Carissimi, buongiorno e buon lavoro ovviamente, sperando che quanto prima ci sia la possibilità di rivedere triestini e turisti a bordo. Quello che vediamo in questo momento ci rende evidente il fatto che siamo ormai alla situazione conclusiva, alle ultime operazioni che consentiranno poi di vedere il tram in opera sulla linea storica di Trieste, tanto amata dai triestini e ricercata dai turisti che chiaramente nelle guide turistiche vedono la possibilità di prendere il tram, poi arrivano a Trieste, in questo periodo non posso farlo. Bene, a brevissimo sarà di nuovo possibile. Io mi sposto nuovamente un po' più in alto perché credo che sia stata fatta solo una prova di aggancio e che probabilmente, molto probabilmente, il tram ora potrebbe ridiscendere verso città, potrebbe ridiscendere verso piazza Oberdan. Questa è la cosa più probabile. Eccolo qua, eccoci in diretta. E qui abbiamo visto appunto naturalmente ecco qua le prove tecniche del tram di Opicina, scuola guida, macchinista all'interno che abbiamo appena salutato, e la movimentazione del tram di Opicina qui dal tratto in cui si aggancia alla porzione di Ecco, questa era appunto la conclusione del servizio, insomma, che hanno registrato davvero in presa diretta. Siamo riusciti, perché tutto questo si è svolto durante la pubblicità. Allora, Marco Pisani è tra quelli che si augurano naturalmente che torni presto in funzione, sì. no? Il tram di Opicina. Sì, non solo perché è un'attrazione turistica che, come diceva anche l'inviato, è conosciuta dappertutto. Diciamo, se Parigi è la Torre Eiffel, noi abbiamo il tram di Opicina. Carica un po'. Carichiamo un po', però Carichiamo insomma un po', però ci sta. È un bel Sì. simbolo, no? Sì, e poi è importante anche... Molto richiesto. Sì, anche. molto richiesto perché in fondo poi questo ci permette di portare anche parte dei turisti sull'altipiano Esatto. a Opicina e poi a Opicina a scoprire anche il Carso. È importante poi anche per la popolazione locale, che credo siamo tutti noi molto attaccati al tram, andare da Opicina fino a Trieste o viceversa col tram ti apre questa bellissima panoramica su tutta la città. Una prospettiva meravigliosa. Che ogni volta, sì, devo dire sinceramente, anche personalmente mi apre il cuore, quindi effettivamente è importante sì dal punto di vista turistico ma anche e soprattutto per noi. È vero, anche per proprio la valorizzazione del turismo, no? Di tutto l'altipiano, il collegamento tra il turismo
molto presente, sempre più presente in città, in centro città, è quello che è potenzialmente in fase di sviluppo, di apertura ancora ulteriore appunto su tutto l'altipiano. Come collegamento manca da parecchio tempo, cioè si sente questa mancanza nella popolazione? Certo, c'è stato il rafforzamento delle linee di autobus e quant'altro, però come dicevo già prima, andare col tram al lavoro piuttosto che tornare a casa ti fa vedere la giornata più bella. Più bella, è vero, infatti. Intanto stiamo vedendo delle belle immagini sempre del tram in movimento, ormai ci eravamo disabituati, no, a vederlo così, quindi ne parlavamo anche prima, anche delle persone che sono abituate a parcheggiare o passare tranquillamente sui binari, adesso d'ora in poi bisognerà fare un po' più di attenzione e riabituarci alla sua presenza. In effetti vedete, Laura, di collaudi si tratta, vedete i conducenti, i manovratori che passano dalla motrice di testa a quella di coda, esattamente come si fa nel momento in cui ci si aggancia alla teleferica per salire verso Picina. Prima è stato fatto solo il movimento, solo la prova, e poi il tram è stato staccato e riportato verso città. Vedremo se verrà ripetuta questa operazione di rodaggio oppure se questa volta risalirà a monte. A vederla così si fa esattamente come prima, infatti la teleferica in questo momento è sotto carica elettrica, quindi si tratta di una serie di prove per cui il tram arriva, si aggancia, si fanno tutti i passaggi del caso come se si dovesse salire a monte e poi si ritorna in basso verso il tratto cittadino, verso piazza Oberdan. Quindi si tratta di un collaudo ripetitivo per avere contezza che tutto sia a posto, che tutto funzioni per il meglio sui nuovi binari, sulla nuova tratta che è stata chiaramente realizzata nuovamente, ristrutturata, portata a nuova vita. Ed ora vedremo il tram che pian pianino tornerà a andare verso città, verso il proprio capolinea cittadino di piazza Oberdan. Questa è la 404 come vettura e la linea 2 storica è quella ovviamente che porta le insegne del tranvia blu del tram di Opicina. Vedete 3 persone all'interno per valutare che dal punto di vista operativo funzioni tutto nella maniera corretta e che ci sia la massima sicurezza possibile per poi poterla garantire una volta attivata la linea ai passeggeri. Eccoli qua in discesa il manovratore e i 2 addetti di Trieste Trasporti con le operazioni del caso. Tra l'altro il manovratore è cambiato rispetto a quello che in precedenza stava lavorando sulla vettura nel collegamento precedente, ed ecco il tram che fischia per allertare i veicoli che sta per passare lungo l'intersezione con via di Scorcola e poi giù verso città. E fra l'altro Marco ci raccontava il nostro ospite che questa zona della città è proprio quella più o meno, insomma, forse un po' più a monte dove è nato, dove è cresciuto, è vero? Sì, la zona d'origine. La mia zona d'origine è proprio quella lì, Vicolo Gattorno, che probabilmente pochi conoscono. Pochi conoscono, io non lo conoscevo. È una zona tra via Commerciale e via Romania, è pedonale, quindi non si arriva neanche con la macchina e naturalmente neanche con il tram. Però, molto vicino alla stazione del tram, quindi era usava tradizionalmente insomma un mezzo di trasporto molto utilizzato, immaginiamo. No? No, speriamo che adesso il tram riparta, che i lavori siano stati fatti veramente a regola d'arte e che quindi non ci siano più queste fermate così lunghe che, come dicevamo prima, penalizzano tutta la città, soprattutto anche poi dal punto di vista turistico. Dal punto di vista turistico. Proprio il tram potrebbe essere veramente un veicolo per il turismo, per sviluppare ancora di più il turismo sul Carso, perché da lì, dalla stazione del tram di Opicina, possono fare itinerari molto interessanti sia a piedi che poi anche con le varie vetture. Piuttosto. Porterà anche in regione questi progetti, insomma, di ulteriore sviluppo proprio del turismo sul Carso, sull'altipiano?
Beh, su questo sì, abbiamo già lavorato, si sta lavorando, ho lavorato su questo già da sindaco, nei miei anni facevo il sindaco Monrupino, è importantissimo. Poi abbiamo queste realtà molto interessanti, dalle nostre cantine fino ai vari produttori di formaggio e quant'altro, e tutto questo possiamo valorizzare. E il tram è un veicolo che ci può aiutare molto in questo senso. Allora, sentiamo anche la telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Posso prenotarmi per il primo viaggio? Vuole prenotarsi per il primo viaggio? Beh, non so se si può fare, perché no? Si presenti il giorno stesso, bella idea, perché no? Penso che ci sarà un po' di fila, probabilmente, è vero? Però è una bella idea per fare la promozione del primo viaggio. È una bella cosa, sì. Ci ha dato una bella idea. Voleva dire qualcosa all'ex sindaco di Monrupino? Solo il primo o no? Sarebbe una bella idea, questo ne stiamo dicendo. Perché? Dopo 4 o più anni facciamolo via o facciamo funzionare il tram, forse è meglio. Forse è meglio, dice lei. Forse è meglio. Ok. Sicurissimo. Io comunque in nuova via non ci andrò mai, perché quando se si ferma a metà strada o c'è la bora, cosa faccio? Mi butto giù? No, ha paura, ho capito. Invece sul tram si sente più sicuro, insomma, quindi preferisce il tram. Allora, immagino e sono soldi buttati via, sono soldi sprecati, per tante cose sarebbe da spendere, non per farlo via. Chiediamo adesso al nostro ospite allora che cosa ne pensa lui di questi due progetti che vengono spesso accostati, no? Per il tragitto che comunque collega il centro, comunque il mare e il Carso, da due punti di vista diversi naturalmente. Grazie intanto al nostro telespettatore. Cosa ne pensa insomma di quest'altro progetto parallelo? Beh, il progetto sulla via abbiamo avuto già modo di esprimere più di qualche volta, secondo me è uno di quei progetti che evidentemente ogni sindaco ha nel cassettino, nel momento opportuno lo tira fuori, però è anche uno di quelli progetti che poi, facendo le debite valutazioni sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della funzionalità e dell'impatto ambientale e quant'altro, il sindaco deve avere anche il coraggio di ritirarlo. Ecco, io dico che tante volte si fanno dei progetti che magari partono, sono progettati in qualche modo con una certa visione, però poi mettendoli in atto si vede che forse non funzionano così come uno pensava che funzionassero. Ci sono tanti di questi esempi, non solo qui, cioè nel nostro territorio, nel nostro paese, dove ci deve essere il coraggio di dire no, signori, effettivamente era un bel progetto, però valutandolo attentamente preferisco ritirarlo e non spendere. Che pro, insomma. Ecco, esatto. Sulla via certamente i pro sono pochini, diciamo. In questo, da questo punto di vista. Allora, invece ci scrive Maria, Maria, la signora Maria che ci scrive una mail sull'aumento dei prezzi. Dice: ieri sono andata a prendere un caffè in un bar in un centro commerciale, al bancone in vetrina erano esposte fette di torta talmente sottili, circa un quarto della famosa porzione della Sacher, ormai di fama nazionale, mi ha basito il prezzo 3,50 €, ma qui siamo in un modesto bar di periferia frequentato non sicuramente da una clientela ricca, questo sì che merita una discussione. Dice: grazie dell'attenzione e buon lavoro. Ci allega anche la foto della torta in questione, adesso vediamo se riusciamo a aprire questa fotografia, eccola qui, dice torte assortite 3,50 €. Non so se poi possiamo far vedere, intanto vediamo le sicuramente più belle immagini del tram di Opicina, magari se ci sarà occasione, però insomma quello dell'aumento dei prezzi è un problema reale con cui hanno a che fare tanti cittadini, ne abbiamo parlato ampiamente ieri nei collegamenti proprio qui a Sveglia Trieste, ma ne parliamo fra poco perché abbiamo nuovamente Marco Stabile in linea con noi. Sì, Laura, per un collegamento di commiato abbiamo visto sostanzialmente in 20 minuti circa
3 passaggi del tram che sta facendo questa mattina queste prove tecniche. Tra l'altro i manovratori, gli autisti si alternano alla guida del tram, li abbiamo visti, sono 3 a bordo, quindi evidentemente c'è anche un lavoro, se non sbaglio, di scuola guida su uno di questi. Passaggi continuati da Piazza Oberdan sino all'attaccamento della teleferica per diciamo così, dare la possibilità a tutti di come dire, lavorare nuovamente sulle macchine del tram, far vedere che è tutto in sicurezza, accertarsi del fatto che la linea, i binari e tutte le dotazioni di bordo funzionino al meglio in vista della riattivazione della linea 2 del tram di Opicina. Io spero per un'ultima volta, prima della conclusione della trasmissione, di farti vedere ancora il tram che scende verso città, ricordando a tutti che sono stati rimossi i veicoli che erano posizionati ancora in questo periodo in via Martiri della Libertà fino a questa zona di piazza Casali, che gravitavano nella zona dei binari. Ecco, rimozioni effettuate, quindi occhio a non posteggiare più l'auto sui binari, perché ormai il tram, se non è ancora operativo come linea, lo è in quanto a collaudi a questa serie di tragitti tecnici in vista della riattivazione completa. Marco, se vuoi avvicinarti, perché sta arrivando una persona dietro di te, così facciamo vedere l'ultimo passaggio verso città di questo collegamento di Sveglia Trieste, in cui siamo riusciti a documentare anche questo. Vedete, manovratore alla guida, scuola guida, il cartello che fa capire come. In precedenza c'era il manovratore esperto che spiegava come bisogna lavorare in cabina, poi è arrivato il giovane, il futuro conducente del tram. Lo vedevate con la pettorina arancione a differenza di quella gialla del conducente esperto, che ora invece si sta impratichendo in vista di poter finalmente ospitare i passeggeri. Che bella immagine questa del tram che si muove verso il centro città. Grazie a Marco Stabile e naturalmente anche a Marco Calabrese, che sta realizzando queste belle immagini in diretta, e speriamo davvero di vederlo prestissimo andare proprio sulla linea tradizionale da Piazza del Mazio fino su a Opicina e viceversa, per portare, dicevamo, sia tanti triestini ma anche tanti turisti, no? Portare avanti e indietro, anche perché insomma è un tipo di turismo che sta andando molto, questo del turismo lento, con la possibilità anche di gustare magari, no, le prelibatezze di cui l'altopiano è naturalmente pieno, quindi insomma davvero ci auguriamo che arrivi prestissimo questo momento. Sì, diciamo che è un turismo un po' differente, nel senso che va a ricercare proprio le specialità dei vari territori, anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista gastronomico. No? Sì, esatto. E tante volte arrivano i turisti che conoscono meglio la nostra zona che noi stessi a volte, è vero, ha ragione, verissimo. Nel frattempo siamo riusciti ad aprire la foto, insomma, della torta di cui parlava prima la signora che ci ha scritto, eccola qui. 3,50 €, dice lei, eppure qua siamo in un piccolo locale di periferia all'interno di un centro commerciale, quindi insomma non particolarmente prestigioso, si lega il tutto al prezzo, no? Alla questione caro prezzi, che è assolutamente serissima, ma anche alla polemica intorno alla Sacher, che ha coinvolto un po' tutti, no? In questi giorni. Che ormai è di dominio internazionale. È vero, ha valicato anche i nostri confini. Certo, io lungi dall'entrare nel merito a quello delle scelte imprenditoriali che fa il singolo imprenditore piuttosto che il venditore che ha il negozio e quant'altro è il prezzo che mette. Poi evidentemente se una torta costa troppo resta lì, quindi sarà da rivedere i prezzi. C'è stato questo aumento dovuto qualche anno fa, un anno fa, soprattutto all'aumento energetico, e che ha poi coinvolto un aumento a valanga di tutto. Credo però che in questo momento che l'energia sta calando, ci dovrebbero rivedere i prezzi anche in questo caso. Evidentemente no, i prezzi sono rimasti o stanno ancora aumentando, e questo crea grosse
Grosse difficoltà, tante persone, ieri ne abbiamo parlato proprio in questa trasmissione intervistando le persone proprio che facevano la spesa, no? Banalmente, tutti dicevano che hanno notato degli aumenti incredibili nell'ultimo periodo, soprattutto sulla voce complessiva della borsa della spesa, no? Quella che prima si acquistava con circa 50 euro, oggi è molto più vuota rispetto a prima, diciamo, se vogliamo fare il paragone, oppure costa molto di più la stessa borsa della spesa. No? Questo apre tante problematiche, tante questioni, interrogazioni proprio sul fatto di come poter controllare da questo punto di vista i prezzi. E crea soprattutto problematiche per quelle famiglie che effettivamente fanno difficoltà a riuscire a venire a fine mese. È vero. E qua mi ricollego poi soprattutto per l'alimentazione dei ragazzi che vanno a scuola, che fanno sport e che quindi necessitano anche di un'alimentazione sana. E il sano vediamo che costa sempre di più, quindi non si vorrebbe magari un ritorno a certo cibo spazzatura perché magari costa meno e piace anche di più. Succede anche questo purtroppo, e questo poi si rispecchia sull'obesità dei nostri giovani e quant'altro sulla loro salute. State parlando anche in Consiglio regionale, diceva appunto di come aiutare anche i cittadini, ci sono anche degli aiuti previsti per il caro spesa, in questo momento non abbiamo portato ancora, non abbiamo sul tavolo ancora di queste indicazioni, speriamo che nel prossimo Consiglio regionale ne parleremo anche su queste forse farà parte anche della discussione poi sull'assestamento. L'assestamento certamente si porterà. Ci sarà la possibilità insomma, di inserire anche un aiuto di questo tipo all'interno della manovra insomma, più complessiva. Allora, buon lavoro naturalmente, ma comunque da qui a luglio sicuramente avremo ancora modo di rincontrarci per parlare ancora delle problematiche insomma, che mi pare di capire sono sempre molto centrate sulla questione sanità, quindi torneremo sicuramente a parlarne ancora. Intanto grazie a Marco Pisani, consigliere regionale, per essere stato con noi, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a lei, buon lavoro e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie molte, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguito, vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questa sera con la puntata speciale di Ring dedicata al caso Liliana Resinovic, un nuovo colpo di scena, questo è il titolo. Ci sarà anche il marito Sebastiano Visentini in studio con noi giornalisti, condotto come sempre da Ferdinando Avarino. Grazie a tutti e buona giornata.